numeri anche ieri, femminicidi, persone anche diversamente giovani che tolgono la vita alla moglie, non si sa il perché, per una lite, per uno screzio. Quello che mi spaventa è che stanno passando dei numeri, un altro femminicidio, un altro. Ma queste sono persone che non torneranno più, sono donne che non hanno fatto niente, poi la violenza, le bruciano, le tagliano la testa, le fanno a pezzi. Cioè io mi domando, ma a che livelli siamo arrivati? Ma la colpa è sempre di qualcuno? No, la colpa è di tutta la società, mi metto di mezzo anch'io a sto punto, perché vuol dire che non siamo abbastanza attenti, non siamo stati abbastanza attenti anche noi donne? Tanto evolversi, poi alla fine guardate come ci ritroviamo, perché non è che sia l'orco di turno, è il marito, è il fidanzato, il ragazzino. Ma vi rendete conto che abbiamo sentito la ragazzina di 14 anni che aveva il fidanzatino da 2 anni? Cioè, ma vi rendete conto i messaggi che stanno passando? Nel silenzio totale, perché i problemi sono altri, non sono questi i problemi. Ma queste sono bambine, donne, ragazze che non torneranno più, che avevano diritto alla vita e qualcuno non ha fermato, oppure loro non sono abbastanza stati attenti a quello che si dice, all'attenzione che bisogna avere anche col proprio marito, col proprio fidanzato, con l'amichetto. Ne parleremo con un'ospite a me graditissima, che è stata vittima di violenza purtroppo, Laura Groppo, che voi conoscete, per capire cosa sono questi numeri che stanno arrivando, che non hanno età, inizi dai 14 e arrivi ai 70. E saluto anche Claudio Borgia, segretario di Fratelli d'Italia, per capire anche secondo lui cosa può fare la politica. Poi dirò, ieri avevo anche un altro ospite al quale ho detto che serve uno sportello d'ascolto che forse apriremo noi, perché abbiamo creato questo villaggio delle associazioni veramente per cercare di dare questo ascolto, Laura, per aprire uno sportello dove ci sia un ascolto a 360 gradi, non che sia mirato solo a una cosa, certo. Un ascolto dove si può indirizzare la persona dove andare, a chi rivolgersi, perché abbiamo tanto ma alla fine non abbiamo niente, perché certo. Tutti fanno tutto e alla fine ci troviamo in queste condizioni. Perciò abbiamo creato questo villaggio, pensate che partecipano più di 120 associazioni, perciò vuol dire anche che qualcuno con le associazioni non ci sa fare, perché se hanno deciso di creare questo villaggio delle associazioni vuol dire che sentono la mancanza di essere uniti, di stare assieme, e perciò volevo parlarne anche con te. E saluto anche Fabrizio Boron, consigliere regionale. Buongiorno, Forza Italia. Anche lei, Boron, sentire cosa ne pensa la politica di questo sportello di ascolto che io vorrei aprire assieme a tutte le associazioni, però assieme alla politica, perché questi sono temi, a mio avviso, e lo dico sia a Borgia che a Boron, che non devono avere un colore politico, devono essere tutti uniti per il bene della comunità. Questo è l'obiettivo, perché in effetti noi quando andiamo a votare dovremmo votare delle persone che hanno il bene della comunità. Ecco, deleghiamo per fare questo, ma siccome il messaggio non arriva abbiamo deciso di farlo noi. Ripeto, 120 associazioni che ci sono e si riuniranno un'altra volta per creare questo sportello di ascolto. Allora, Laura, tu hai provato e sai cosa vuol dire lo stalking, il femminicidio. Ecco, questi numeri che scorrono ormai velocemente, non riesci neanche a capire dove, come, quando, perché. Cosa ne pensi? Allora, sono dei numeri che spesso non vorrei rimanessero solo dei numeri e quindi non ascoltati, non visti, ma specialmente appunto come dici tu dalla politica, perché ognuno di noi può fare qualche cosa, ma se non si parte alla base non ci sono fondi per le scuole, i genitori, mi accorgo io, che non parlano abbastanza con i figli, perché delle volte penso, ma a tavola, quando ci si trova, in quelle pochissime occasioni ormai le famiglie, ma i genitori che vedono e ascoltano queste cose per televisione, in televisione, ma ne parlano con i loro figli? E credo che tutto passi, oh mamma mia un'altra, oh mamma mia è successo ancora, però rimane tutto quanto lì. Cioè bisognerebbe parlare con i figli, avere un dialogo e capire
se veramente hanno capito questi ragazzi, questi figli, perché parlo sia di maschi che di femmine, a prescindere, cioè, di persone. Di persone, perché forse solo lì si riuscirebbe a far capire a questi ragazzi. Credo che tutto quanto rimanga nella notizia, nel flash del quel minuto, 2 minuti che passa in televisione, e poi tutto rimane lì così. Se ne parla, ma è come così. Però Laura, tutto scusa aleatorio. se faccio questa parentesi, ma tu non avevi un ragazzino, avevi un marito di una certa età? Certamente. Allora come mai anche tu facevi fatica a denunciare la vergogna? È un bravo marito, coppia del mulino bianco, come dico io quando le vedete antenne alte, che c'è qualcosa che non va. Perché facevi così fatica a denunciare questo uomo? Si fa fatica, io parlo per me, però immagino che spesso succeda questo, perché io ho sempre pensato, ho sempre visto quello che allora era mio marito come un dottor Jekyll e il Mr. Hyde, cioè c'era il momento in cui dava in escandescenze, quindi botte, pugni in testa, parole forti che non meritavo, e non parlo di parole così, la parolaccia, di frasi veramente disgustose, se posso usare questo termine. E poi invece nel momento in cui calava questa rabbia ritornava ad essere una persona amorevole, e spesso, l'ho detto ancora, e veramente ancora non riesco a realizzare, spesso anche dicevo: ma tu non stai parlando con me, tu non ti stai arrabbiando con me, perché c'era il non nulla che scattava in lui e quindi esplodeva questa rabbia, e quando chiedevo spiegazioni poi lui mi diceva così, era uno sfogo. Claudio Borgia, come commenti queste parole e secondo questa politica che voi cercate di portare avanti? Voi siete uomini giovani, sposati, cosa dite? Cosa si potrebbe fare? Perché l'allontanamento non basta più, ritornano, braccialetto elettronico stessa cosa, queste case di accoglienza adesso sembra che abbiano tagliato anche i fondi, fino là arrivano, ma poi cosa fa questa donna con figli, che lavoro? Prego. Intanto sono vicino a Laura e credo che nessuno dovrebbe passare quello che ha passato lei, e come lei tantissime donne. È un colpo al cuore ogni qualvolta apriamo il giornale e leggiamo che insomma una donna è stata maltrattata, una donna è vittima di femminicidio. Noi purtroppo a Montebelluna, come sapete, abbiamo avuto un caso eclatante e ha scosso le anime di tutta la comunità, e dobbiamo lavorare su questo tema non solo, come dire, il 25 novembre nella giornata appunto contro la violenza sulle donne, ma dobbiamo lavorare costantemente, quotidianamente, e lo facciamo da amministratori locali. Io, quando ho avuto l'opportunità di fare l'assessore alla scuola, credo di aver fatto una delle azioni di cui sono più orgoglioso, che con me hanno fatto anche tanti altri amministratori, perché bisogna incominciare a lavorare su questo tema fin dalla tenera età, dall'educazione, perché se in alcune famiglie non c'è questa educazione, non c'è l'educazione al rispetto, allora sono le istituzioni, è la comunità scolastica che deve cercare di infondere questi valori, i valori di rispetto nei confronti gli uni degli altri, ed è per quello che abbiamo fatto partire dei progetti nelle scuole, dei progetti sull'affettività, sul rispetto reciproco tra bambini e bambine, tra ovviamente uomini e donne, ed è questo su cui può ovviamente lavorare la pubblica amministrazione, soprattutto in questo caso le amministrazioni locali. La prevenzione. È ovvio che sul tema della repressione non ci può essere, come dire, una linea di demarcamento. Dobbiamo tutti investire tempo, risorse e idee per sconfiggere questo che è una piaga del nostro secolo, è una piaga che un paese civile come l'Italia non può permettersi, per cui tutti gli sforzi li dobbiamo fare per affrontare temi come questi. Qualche giorno fa è passato il DL sicurezza, credo che questa sia una delle prime azioni che il governo Meloni ha messo in campo sul tema della sicurezza. So che da tempo stiamo lavorando sia nelle commissioni parlamentari
che ovviamente direttamente in Parlamento sul tema del femminicidio, sull'inasprimento delle pene e soprattutto sulla rieducazione, perché di questo dobbiamo anche parlare. Dobbiamo cercare di lavorare sulla prevenzione, sulla repressione, ma soprattutto sulla rieducazione. Allora, Fabrizio Bonon, però i messaggi che arrivano sono sconfortanti. Ieri avete sentito tutti quanti che è stato in libertà, ecco, Brusca, 120 omicidi. Io mi domando se questi messaggi che arrivano fanno sobbalzare dalla sedia le persone per bene, cioè, ma vi rendete conto? Ma è una legge voluta da Falcone. Sì, ma quanti anni è morto Falcone? Ed è giusta ancora quella legge? Va applicata ancora? Ma 120 omicidi e questo è libero per buona condotta, sconto di pena, tutte queste menate che ha creato la politica, perché di sicuro noi cittadino, per cercare di svincolare se per caso a qualcuno succede qualcosa. Bonon, come legge lei, ecco, questa testimonianza di Laura che invece di vedere, di migliorare la situazione, la vede peggiorare con questi messaggi terribili che arrivano? Prego, Bonon. Ma sa, il tema della giustizia in questo paese è sempre stato un tema molto difficile, dibattuto e non ho mai visto sinceramente nella mia corso di esperienza politica una soluzione pragmatica, ovvero ci si corre sempre dietro a nuove regole, a nuove leggi, ma poi alla fine l'unica cosa che dovrebbe essere certa, sia un anno, sia 10 anni, siano 30 anni che vengono poi definiti da un giudice, siano quelli che uno li deve scontare. Troppo spesso le norme penali vengono fatte con 1000 rivoli e 1000 virgole, dove si diffiscono poi tutto quello che diceva lei, gli sconti di pena. Brusca ad esempio mi pare fosse scontato lo sconto di pena l'abbia avuto sul fatto del collaboratore di giustizia, no? E quindi da lì è partita tutta una... Scusa Boron, facciamo una parentesi, Boron. Allora, collaborare con la giustizia, ma è un dovere? Non devo premiarti perché tu collabori. Certo, ma cosa hanno fatto? Ma infatti, quello che tu stavo collabori, dicendo, io ti premio. Ma insomma, Boron, prego, scusi, niente, infatti è quello che stavo dicendo, cioè, se fai delle leggi penali che prevedono per un reato sia un anno, 10 anni, 30 anni, quello che è nella fattispecie, poi non puoi di contropartita creare altre norme che ne definiscono sconti di pena o facilitazioni nel proseguo della pena, perché ovviamente si distrugge quello che è la certezza della pena, e questo è il problema secondo me in questo paese prima di fare nuovi reati o nuove leggi. Se non sei in grado di dare una certezza della pena, a cosa serve fare altre pene? Ecco, questa è la prima cosa. Dall'altra parte, quello che riguarda il tema più difficile e più importante di cui ho annunciato prima, che è quello della violenza sulle donne, ricordo che poi c'è la violenza anche sui minori, c'è la violenza su tutte le fasce deboli, che troppo spesso, in particolar modo sulle donne e sui minori, ce ne accorgiamo quando il fatto è troppo grave, è perché nel corso del tempo la società non ha imparato ad ascoltare. Quante volte le avvisaglie di una violenza sono state comunicate da una donna e qualcuno non le ha recepite nel modo corretto? Penso a quante ordinanze emesse dai tribunali di allontanamento magari del compagno o del marito, che poi alla fine sappiamo sono finite in tragedia. Se non si impara ad ascoltare, a capire il problema quando nasce e non si interviene, poi piangiamo la vittima e ricorriamo alle manifestazioni estemporanee che sono quelle della giornata contro la violenza. Ecco, io preferirei, come ha detto il collega Borgia, preferirei che la violenza, combattere contro la violenza sulle donne e ripeto anche sui minori debba essere fatta tutti i giorni e non nella giornata estemporanea del ricordo, e lo debba essere fatto dando segnali che la società in tutte le sue vesti, che è una questione culturale sicuramente nei cittadini ed è una questione di apertura mentale nel mondo delle istituzioni e della politica, che è quella di
non lasciare mai qualsiasi avvisaglia, qualsiasi segnale arrivi a vedremo, oppure questa ha detto una cosa che magari non viene ritenuta reale, perché tutto parte da lì, tutto parte dall'ascolto. E su questo tema un ruolo importantissimo ce l'hanno il mondo associativo, perché creano ambienti umani di discussione, dove è più facile per chi subisce una violenza magari trovare un momento di condivisione, di sfogo, ma c'è il dopo di che non apertura. c'è, Borò, è inutile fare le panchine se dopo non ho il dopo panchina. Dove vado? Cosa faccio? Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Miguel, buongiorno a tutti. Ciao. Il problema che sono io a parlare è della porcheria, perché è dura da tanto tempo che non dovrebbe neanche più essere un problema del genere. Nel 2025 con l'intelligenza artificiale ufficiale, ma dove siamo arrivati? Bisogna che punirsa. Cosa viene a scrivere pene per gli studenti che si mettono in mezzo alla strada, si blocca la strada, gli dà 7 anni di prigione e uno che compra adozioni gliene dà 7-8. E i politici non vanno bene a nessuno. Che lei parliamo, quanti ministri gli cagarono da e gli ha sopporto e nessuno parla. E lei ha fatto sparire 49 milioni, nessuno sa niente, e tutti siti. Ma cosa siamo lì a parlare? È un po' disgraziato che non ha protezione degli avvocati, di questo e di quello. Io al sud, ma dopo il femminicidio le fa schifo, l'avremo come italiani da vergognarsi, perché quando che una donna viene bastonata, cos'ha? Che aveva dei carabinieri a denunciare. Bisogna che manda subito, no? Deve andare più buon cosa. Un uomo che fa una roba del genere non è un uomo, è di un delinquente. E ora va a trattare tale, e dopo la comunità fa anche troppo. Ma è assurdo che piangiamo con l'una e dopo non si ricordiamo più. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché sono dalle 9:30, grazie comunque della riflessione. Allora Laura, tu hai sentito due rappresentanti politici molto importanti, sono al governo c'è una donna, c'è Giorgia Meloni, quando lei dice io sono Giorgia, ecco, tu a Giorgia cosa vorresti dire se la incontrassi? Anzi, mi farebbe molto piacere che se viene nel Veneto e se viene qui Claudio Borgia facessi incontrare Laura Groppo, altre mamme, ecco, per far capire l'importanza dell'ascolto di queste donne che vivono che hanno vissuto le situazioni, farebbe molto importante, anche perché Laura so che dovrebbe dare qualcosa, ha messo da parte un oggetto che vorrebbe consegnare, certo, di persona, certo, alla Premier. Allora, se io avessi, come dire, così questo appuntamento, questo dialogo con il Presidente, in realtà avrei qualche cosa da dire. Allora, prima di tutto io sono stata fortunata perché ho avuto attorno a me un cordone di persone, familiari, amici, colleghe e carabinieri che hanno fatto veramente una barricata attorno a me, mi hanno sempre protetto e questa è stata una grossissima fortuna. Mi controllavano pure a distanza e di questo mi sono ritenuta e mi ritengo tuttora fortunata. Questo le donne non riescono a capire e vorrei che passasse questo messaggio alle donne, proprio che forse, più che le istituzioni abbiamo bisogno del vicino di casa, del parente, dell'amica, del collega. E purtroppo a Giorgia Meloni mi dispiace, però tante chiacchiere ma poca sostanza. Una provocazione anche, così. Forse se ci fosse una legge che questi criminali, perché in realtà sono dei criminali, decisamente, questi assassini, forse invece che nelle patrie galere normali andassero all'interno del carcere femminile, forse ci penserebbero 2 volte, decisamente, perché mi sa che le donne forse li metterebbero a posto.
Allora, so che in Italia sono stati tagliati i fondi proprio per questi centri antiviolenza, ce ne sono, mi pare, 400, quindi uno su ogni 50.000 donne, e sono pochissimi, mi sembra che siano queste le statistiche, non sono sufficienti, e però, mi spiace dirlo, però è inutile che si scusi tramite televisione o in Facebook Giorgia Meloni, è lei, le istituzioni, è lei che deve fare qualche cosa. Allora è inutile mettere al potere una donna e compiacersene se poi in realtà questa donna, mi spiace dirlo, ma è alla stregua degli uomini, cioè non pensa da donna ma pensa da uomo, decisamente, non da donna. Lo so, probabilmente mi sarò aizzata l'ira di tutti quanti, però questo è quello che penso. Allora, cioè tu dici più che lei. parole bisogna agire concretamente su quello che è la possibilità di aiutare questa figura femminile che nonostante tutto nel 2025 è ancora con le spalle al muro. E si senta protetta e si senta veramente una persona all'interno o all'esterno delle istituzioni, cioè valorizzata. Claudio Borgia. Assolutamente non mi trovo d'accordo ovviamente con quanto detto da Laura, perché ritengo che Giorgia Meloni stia dando l'esempio di come una donna riesce meglio degli uomini a governare un paese, soprattutto a prendersi delle responsabilità, ha dato centralità a tutta una serie di temi, tra cui anche questo. Purtroppo però, come capirete, ci sono dei ministri, ci sono dei sottosegretari, non può occuparsi lei direttamente di tutte le questioni, no, che fanno parte del nostro sistema nazionale. È ovvio che appena saputo questa cosa è subito intervenuta, per cui insomma, adesso so che la situazione si sta risolvendo. In questi anni, ricordo che tra l'altro governiamo da circa 2 anni e mezzo, non abbiamo la bacchetta magica, si è fatto moltissimo. Anche sul tema del femminicidio, tra l'altro, c'è stato l'inasprimento delle pene, soprattutto durante questo governo, e è un lavoro che deve essere portato avanti, ma è un lavoro, come diceva anche Boron, che deve anche e soprattutto essere affrontato culturalmente, cioè, e deve essere, non è solo la politica o i politici, deve essere la società, dobbiamo essere tutti a tutti i livelli, e l'impegno deve essere a 360 gradi, ed è questo per cui noi dobbiamo cercare di riportare al centro un tema così importante, così delicato, e mi pare che lo stiamo facendo. È epocale, ve lo garantisco, è epocale avere una donna Presidente del Consiglio, e come dire, sentire che lo fa da uomo. Io che la conosco da moltissimo tempo, vi assicuro che questo è quello che gli altri vogliono come dire, farla apparire. Lei è una donna, e oltre a essere una donna ragiona come una donna, ma ragiona nell'interesse generale degli italiani, e lo fa solo ed esclusivamente per questo. Alcune questioni, come dicevo prima, devono essere affrontate, devono essere anche sostenute da tutti quanti, a tutti i livelli, e quindi l'impegno, come ho fatto presente prima, parte dal territorio, perché molti amministratori locali con quello che fanno, e poi arriva anche ovviamente in regione, a livello nazionale e a livello europeo. Ma non basta, deve essere un cambio culturale della società, ma di questo tema, come dire, deve ritornare centrale anche in altri settori, dentro le fabbriche, nelle aziende, dentro gli ospedali, nelle scuole deve essere un cambio culturale, ed è per questo che però noi siamo in prima linea. In attesa del cambio culturale, Boron, visto che abbiamo queste persone che continuano a colpire così violentemente queste donne, lei è il ministro degli esteri Tajani, che in territorio italiano, in Albania, hanno fatto queste carceri, ma invece di mettere tanti braccialetti elettronici, metterli nelle carceri che ormai sono sovraffollate, avete sentito cosa è successo anche l'altro giorno, perché non li portiamo in Albania?
li portiamo là, lontani, perché è un po' difficile scappare da quel posto là, penso. Ecco, perché non ampliare, visto la situazione che abbiamo e il terrore che hanno queste donne, che se anche c'è l'allontanamento se lo trovano fuori dove lavorano, fuori di casa, entrano nelle case. Cioè potrebbe dire a Tajani che magari sfruttare anche questo posto, visto che è stato creato con soldi anche pubblici, penso, per mettere queste persone che non nuociono, penso sarebbe un atto concreto che si potrebbe fare, perché rincorriamo quelli che arrivano con gli infradito e non hanno neanche gli occhi da piangere, però abbiamo le bande dell'Est che arrivano, in un quarto d'ora razziano i paesi e se ne vanno, abbiamo i femminicidi e abbiamo ancora l'allontanamento che non funziona nonostante il braccialetto e tutto. Non pensare a sfruttare anche questo posto per toglierceli di torno questi, come ha detto Laura, criminali? Bolon? Beh, guardi, se entriamo nel tema dell'immigrazione, è un tema epocale ma soprattutto difficilissimo. Io l'ho sempre sostenuto, non oggi ma da sempre, che non bisogna dell'immigrazione far tutta l'erba un fascio. C'è un'immigrazione, come ha detto lei, disperata, e c'è un'immigrazione che va respinta, che è quella del furfante, del ladro, dello spacciatore e di tutto quello che ovviamente c'è di peggio, e in qualche modo il governo italiano sta tentando opportunità e soluzioni al fine di dare anche messaggi lontano, no? Sappiamo benissimo che il campo in Albania non possa sicuramente risolvere il problema, ma manda un messaggio lontano, manda un messaggio che è quello di dire non siamo più lì a guardare, siamo disposti anche a, a portare chi non merita, ecco, in un contesto di vigilanza e controllo al fine dell'espulsione. Ecco, credo che sia questo il messaggio chiaro. Però mi lasci dire una cosa su quello che si stava dicendo prima, cioè ovvero violenza sulle donne e la questione culturale. Io ho ascoltato con attenzione le parole della signora Laura, del quale condivido pienamente, cioè ovvero c'è la necessità dell'ascolto, che è quello che avevo detto prima, no? Io ho parlato della società, delle istituzioni, cioè ovvero il primo errore è quello che ti sta vicino di casa, ovvero quello che magari ti punta il dito o non ti ascolta, e da lì l'omertà e in qualche modo la diffidenza porta poi a un percorso sulla violenza che poi arriva ai fatti eclatanti. Ci sarebbe bisogno di cambiare questo contesto culturale al fine che nessuno si senta libero di agire fin dall'inizio, non quando succede il femminicidio, ma fin dall'inizio, dalla violenza psicologica da cui si parte fino alla violenza fisica. E su questo noi abbiamo avuto un fatto eclatante negli ultimi giorni. Cioè io ricordo di quel professore, non un cittadino qualsiasi, né un operaio, né un commerciante, né un cittadino senza cultura, no? Un professore, un insegnante di una scuola che sui social si è permesso di intimare alla violenza, cioè incitare la violenza contro una donna seppur Fermo ragazzina. Bolon, perché abbiamo Paola da Padova, se non mi cade la linea, vai Paola. Voglio finire questa cosa, la voglio finire. No, tranquillo. Paola? Sì, ciao Mirella, aspettavo che finisse di parlare, signore. Prego. Ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti e chi è in ascolto. Allora, il tema naturalmente è difficilissimo e delicatissimo, però mi ha fatto molto male e premetto che comunque la violenza sulle donne in famiglia l'ho vissuta fra virgolette, quindi chiudo parentesi, però quando è che noi donne non saremo più contro le donne? Ecco, questo credo sia anche un gran punto che dobbiamo partire noi donne. Aver sentito chiamare uoma è veramente molto triste non tanto per la signora Meloni in sé, che poteva essere chiunque, ma siccome questo sostantivo, questo aggettivo viene usato troppo spesso, credo che noi dobbiamo assolutamente non essere più contro le donne. E è un tema
che ci vorranno decenni purtroppo, anche se per noi è così difficile andare avanti in un mondo così, però io ricordo che anni che furono non se ne poteva neanche parlare, anzi non potevi neanche denunciare perché eri tu la colpevole, quindi cercando di essere un minimo ottimista adesso possiamo denunciare, è già un passo avanti. Su quanto debba fare la politica credo tantissimo, ma è su tutti i fronti. Un'ultima cosa su quanto è lo sportello, che lo trovo indispensabile, hai avuto un'idea geniale, però spero che poi questi sportelli mettano delle persone competenti, che non sia come l'URPA qui a Padova, parlo, che ti rimandano ancora a destra e a sinistra, che non sia il solito sportello inutile. Grazie infinite per l'argomento e che non sia un argomento partitico, per cortesia. Grazie di nuovo. Grazie a te Paola. No Paola, non sarà uno sportello gestito dalla politica o da chi vuole arrivare a qualche poltrona, sarà un sportello gestito dalle associazioni che hanno all'interno delle persone dei professionisti molto importanti che non riescono a sedersi sui tavoli importanti perché non fanno parte dei cerchi magici della politica. Borgia lo sa e anche Boron, l'ho detto tante volte, perciò nascerà questo sportello delle associazioni fatto da rappresentanti di associazioni professionisti che si alterneranno nell'ascolto. Inviterò anche Laura a darci una mano perché lei sa fare l'ascolto, lavora in un museo, perciò cultura, l'importanza della cultura per crescere. Boron, prego, terminiamo anche l'importanza di quello che stava dicendo di questo insegnante. Stavo dicendo di quell'insegnante che ovviamente con una violenza verbale incredibile ha aggredito una bambina che domani sarà una donna, e giustificandone un intervento violento perché figlia di. Quella violenza verbale o quell'incitazione di violenza avrebbe potuto prendere un malcapitato malato di mente che avrebbe potuto prendere quelle parole al balzo e tentare o usare violenza contro quella bambina che un giorno sarà una donna. A quel punto, di chi sarebbe stata la colpa? Della politica o di un contesto culturale che giustifica le cose in base all'appartenenza o in base alla provenienza? E su questo le parole dell'ultimo intervento sono emblematiche, no? Cioè, la violenza sulle donne, sui bambini, non ha colore politico, è violenza. Non si può identificare una violenza giusta o una violenza sbagliata in base a chi viene effettuata o nel contesto che viene effettuato. E questo purtroppo nel passato è stato reso possibile perché c'era il delitto d'onore in qualche parte del paese, o perché c'era l'omertà, o perché comunque non c'era la possibilità di denunciare, come è stato detto. Ma oggi il problema maggiore è culturale, perché le possibilità ci sono di denuncia, di ascolto e di intervento, però non si può minimamente culturalmente giustificare la violenza o non ascoltare la violenza dal minimo segnale che arriva. E secondo me quel segnale che è arrivato da quel professore, che è un segnale di violenza, dovrebbe essere preso e punito nel modo esemplare, perché è da quelle cose lì che poi si parte e si arrivano ai casi più pericolosi e eclatanti come quelli che stavamo raccontando. Maurizio da Conserve, vai Maurizio, poi devo andare in pubblicità, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, naturalmente qua vogliamo parlarne di un altro fatto che in questi giorni abbiamo sentito per il telegiornale, di quel signore rumeno che avrebbe ucciso, ha ucciso l'amante rumena, adesso non so, una prostituta, non so che cosa sia, però è stato scoperto che questo signore era recidivo perché aveva già fatto un altro reato dello stesso tipo. Allora, perché se conoscevano questo signore e l'hanno preso, perché non sono intervenuti prima? Quello che mi domando io, sapevano le forze dell'ordine che questo aveva ucciso già tempo fa un'altra donna, ok? Perché se ne sono accorti adesso quando hanno ucciso la sua amante? Adesso io non lo so queste cose qua come funziona, però questi personaggi, cari signori,
dovrebbero tenerli in carcere, non mollarli come hanno fatto col signor Brusca, che dopo in Albania. un tot di tempo li portiamo in Albania, okay. Li portiamo in Albania, Maurizio, guarda che non sapevano, l'ha detto lui, ma non si sapeva. Pensa anche che mondo sommerso che ci sarà, che noi non conosciamo, persone che scompaiono, come si sente, poi non si sa che fine fanno, oppure natura, tu non si sa neppure che sono scomparsi. Chi sapeva? Lui non lo sapeva, cioè le forze non lo sapevano della seconda prostituta che aveva ucciso, cioè la prima, anzi non la seconda. Gliel'ha detto lui, sennò chissà. Non si sarebbe neppure mai saputo. Pubblicità. Maltrattava e picchiava la moglie, per questo motivo è finito a processo ed è stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare Carlotta Silva al termine dell'udienza che si è svolta questa mattina in tribunale a Udine. Si tratta di un cittadino di nazionalità colombiana di 32 anni, difeso dall'avvocato Pier Enrico Scalettaris. I fatti sono avvenuti a Tor Viscosa tra giugno e luglio del 2024. 3 gli episodi per cui la donna lo ha denunciato, un'escalation iniziata con insulti, spinte e schiaffi, proseguita con lividi provocati alle braccia da una forte stretta, fino ad arrivare all'ultimo caso di maltrattamenti con colpi al petto, schiaffi al volto ed altre percosse che provocavano lividi alla spalla, oltre a pesanti insulti. Ed è proprio in seguito a quest'ultimo episodio che la donna esasperata si è rivolta ai carabinieri di Palmanova per sporgere denuncia nei confronti del convivente. Il processo si è svolto con il rito abbreviato che permette all'imputato di beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Il 32enne condannato, in seguito alla denuncia per maltrattamenti, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie, nonché l'obbligo di dimora in un comune della Carnia, obblighi che ha violato costringendo il giudice ad aggravare la misura, disponendo il carcere dove tuttora si trova detenuto. L'avvocato Scalettaris ha preannunciato che valuterà il ricorso in appello dopo la lettura delle motivazioni della sentenza, che saranno pubblicate entro 90 giorni. Per contrastare la violenza di genere, dal prossimo anno nelle scuole di Padova e provincia partiranno dei progetti coordinati con le realtà che sul territorio lavorano su questi temi. È da 2 anni che tutte le istituzioni di Padova, dall'Università al Comune, dalla provincia all'Ufficio Scolastico Territoriale, con l'ULS, la Camera di Commercio, lavorano insieme per dare una risposta univoca a tutte le scuole e quindi a tutti i ragazzi e ragazze, il nostro futuro di Padova e provincia. Siamo quindi in grado di entrare in tutte le scuole del Comune e della provincia a partire dalla prima elementare per fornire un'educazione basata sul rispetto e sulla parità, con tanta formazione anche per gli insegnanti e dirigenti scolastici. Tra le associazioni coinvolte anche il Centro Veneto Progetti Donna, che già da anni sviluppa progetti con le scuole. La nostra metodologia ormai è strutturata negli anni di esperienza. Noi entriamo in classe, il primo incontro è dedicato a mettere le basi, quindi ci conosciamo, creiamo interazione insieme a loro e poi iniziamo con le attività sul tema, quindi sull'educazione al consenso, sulle relazioni, sulle pari opportunità e anche sulla violenza, per cui sono degli incontri molto interattivi in cui chiediamo appunto una partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze e anche di confronto proprio tra di loro. Tra le associazioni che aderiscono al protocollo di rete anche la Fondazione Giulia Cecchettin, una presentazione che avviene nei giorni in cui le cronache raccontano di un'altra giovanissima vittima uccisa per mano dell'ex fidanzato. Purtroppo l'età dei femminicidi si sta abbassando sempre di più e gli esperti appunto ci dicono che questa incapacità di vedere il mondo dell'altro, di rispettare l'altro, di riuscire a non vedere solo se stessi ma anche il valore dell'altro sta diminuendo sempre più. Purtroppo è un fenomeno che sta aumentando, sì, ed è proprio per questo che noi crediamo, e la mission della Fondazione è quella di fare educazione nelle scuole a partire dalle più piccole età. Allora, e qui siamo tutti d'accordo che bisogna fare un cambiamento culturale iniziando dalle scuole. Ma in attesa che questi ragazzi crescano, vogliamo ricordarci che dobbiamo mettere la certezza della pena per questi criminali che delinquono in questa maniera? Dobbiamo forse
è quello che io dico spesso, accelerare, e la politica lo può fare, perché anche si dice c'è molta burocrazia, noi abbiamo il Ponte Morandi che è l'esempio che se si vuole la burocrazia si supera, e dare la sicurezza a queste donne che hanno questi mariti, che hanno questi compagni, non più da scuola elementare o da scuola media, ma molto avanti anche con l'età, di finirla di picchiarla, perché qua non ci siamo. Ma solo a Laura, tu hai detto io avevo un cordone che mi proteggeva, ma prima questo cordone, lividi che andavi a lavorare, questi lividi che tu cercavi di nascondere con gli occhiali, cercavi di non dare importanza al livido, mentre era un livido che ti faceva non male di più. Secondo me, io dico sempre che siamo anche profondo nord, non solo profondo sud, nel senso che noi ci giriamo dall'altra parte, cioè vediamo ma non abbiamo il coraggio di dire la mia collega ha i lividi. Ma non deve andare dalle forze dell'ordine, deve andare a un sportello di ascolto, perché magari tu non sei d'accordo che lei denunci. Per andare a un sportello di ascolto e dire o telefonare, visto che li abbiamo, questa mia collega sono diverse mattine viene con i lividi, potete cercare di intercettarla. Secondo te è anche noi, come dice giustamente Paola da Padova, noi donne che forse ci giriamo un po' troppo dall'altra parte, anche conoscendo il problema? Anch'io ho avuto questa donna, questa amica che aveva degli occhi così spesso, ma lei non voleva, come diceva prima Claudio Borgia, non voleva essere aiutata, me lo diceva: guai a te, perché a me sta bene così, perché lui mi mantiene i miei figli. Capisci che forse Laura ha ragione, perché tanto cambiamento, ma alla fine, cioè io vedo Laura che viene con i lividi e dico: poveretta, posso fare qualcosa? No, devi chiamare. O sbaglio, Laura? No. Perché 12 anni mi sembra che siano tanti? 13, ecco appunto che ne sono tanca uno. Cioè, se vogliamo puntualizzare. Hai capito? Tu davi per scontato che era la normalità per te. Sì, io, una collega appunto mi ha addirittura procurato il numero del telefono rosa, quindi da poterlo fare, ha parlato anche con le persone addette, come dire, ai lavori, però sono stata io che ho minimizzato, quindi ho lasciato perdere. Poi perché c'è proprio la paura del dopo, di che cosa potrebbe succedere. E io non avevo nemmeno il pensiero di uno o più figli minorenni, perché mia figlia era già un'adulta, però è proprio stata lei che mi ha dato questo input per poter denunciare, perché con un fatto che non racconto, e non racconto nemmeno, diciamo, a parte gli occhi neri, altre tipologie di finezza nel darmi botte che non erano visibili, ma non lo racconto perché non mi piace stimolare qualcuno che ci può ascoltare, che però si può. Però che ti ha detto: mamma svegliati, la figlia, mamma svegliati, basta, mamma anche quello no. Quello sì, mi ha aiutato tanto e non allora, faccio altro che visto che ormai il tempo è tiranno, dobbiamo parlare anche, sentiamo cosa ne dicono questi due politici che abbiamo, perché sono i rappresentanti di due importanti partiti politici, sono il governo, che c'è in discussione il terzo mandato. Allora Borgia cosa dice? Quando si farà, non si farà questa apertura che viene proprio dal suo partito, da Fratelli d'Italia, su questa apertura al terzo mandato? Prego Borgia. Guardi, io credo che sia un'apertura al dialogo, alla discussione, a dire che ovviamente non ci può essere un'Italia, no, con sistemi differenti. Se le regioni, ed è questo che ha detto l'onorevole Donzelli, faranno una richiesta omogenea e che come dire, da nord a sud possa prevedere il terzo mandato, quindi la richiesta formale del terzo mandato, si valuterà. Questo non significa che sì, lo facciamo domani, lo facciamo dopodomani, si valuterà, si discuterà, ci sarà un tavolo di confronto. È ovvio che secondo il nostro punto di vista, come abbiamo sempre detto, perché è arrivata anche in Parlamento, non c'è questa esigenza. Se le regioni, più che i partiti,
vorranno fare una richiesta formale, si discuterà e dalla discussione nasceranno delle soluzioni, o in un senso o nell'altro. Però non credo che oggi sì, Fratelli d'Italia è per il terzo mandato, sì, domani facciamo il terzo mandato. Non è assolutamente così, non sono state le parole di Donzelli. Però permettetemi di tornare un secondo indietro per chiudere, perché vorrei anche ricordare in modo anche molto chiaro che il governo Meloni quest'anno ha approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge per la fattispecie del reato di femminicidio e che prevede anche l'inasprimento delle pene e soprattutto anche come dire, delle prese di posizione, soprattutto delle azioni concrete. Queste sono delle azioni concrete per cercare di sconfiggere questo che è un male della nostra società, e questo lo ha fatto Giorgia Meloni, e penso che lo ha fatto anche e soprattutto perché da donna sa più di tutti cosa significa vivere e convivere con situazioni del genere, perché ha avuto modo di parlare con tantissime donne che hanno subito queste violenze. Dopodiché io, anche per perché esempio, lei è cresciuta con la mamma, quasi, è cresciuta con la mamma, è cresciuta con sua sorella Arianna, perciò un contesto familiare, certo, un punto di domanda, certo, anche lei, dove come dire si sono dovute arrangiare, si sono rimboccate le maniche, quindi è stata veramente, devo dire, una caduta di stile quella che ha fatto prima, secondo me. Lei la chiama provocazione, io la chiamo caduta di stile, anche perché so il percorso non solo politico ma soprattutto umano, perché vedete, nel momento in cui un governo pone al centro del dibattito non solo della società ma politico questo tema, portando al Consiglio dei Ministri un disegno di legge di questa natura, credo che si possa solo applaudire, anche perché si parla di ergastolo, cioè per la prima volta si parla per reati di femminicidio di ergastolo. Però più di caduta di stile, io Borgia non è che voglio assolutamente mettermi, perché si sa difendere benissimo da sola Laura Groppo, però io direi invece che Laura ha fatto delle riflessioni a voce alta, quello che lei sente come vittima di femminicidio. Lei ha fatto delle riflessioni che al momento lei non vede i risultati che avrebbe voluto vedere, cioè sono riflessioni a voce alta, non è una caduta di stile, perché sennò facciamo come qualche altro partito, che quando uno dice qualcosa che non va bene allora non si può. Andiamo avanti, se no non ce la faccio, perché sono oltre la linea. Allora Boron, lei cosa dice? Allora, questo terzo mandato, si parla, non si parla? Ecco, lei sta sorridendo, io so già quello che mi dirà, penso di conoscerla, ma soprattutto capire, perché c'è questa arroganza del potere, cioè i problemi nel tavolo sono altri, sono scottanti, sono gli stipendi bassi, il lavoro che non si trova, la casa che non si trova, le famiglie che non ce la fanno più, eppure si va a parare su cose che non servono. Ma è davvero concentrarsi sul terzo mandato? Sarebbe più utile concentrarsi sui bisogni che hanno le famiglie che non ce la fanno più, che con 2 stipendi non ce la fanno più a vivere, gli anziani che sono completamente soli e isolati? Prego Boron. Guardi, a parte la diatriba che è riesplosa insomma in queste ore per la dichiarazione di un rappresentante della maggioranza di governo che come è stato ben descritto è un'apertura al dialogo. Poi io penso che quando si hanno ruoli così quando parli del terzo mandato cade per via linea. Per via linea prego Boron. Io penso che quando si hanno ruoli così importanti, di decisione e anche di fatica, perché guidare un grande comune o una grande regione comporta una vita veramente impegnativa e stressante, io credo che a un certo punto non si abbia neanche più le energie e la capacità di essere così
dentro a tutti i problemi in tutti i giorni ci sia la necessità di energia fresca, di energia nuova. Io ritengo che un limite ai mandati sia stato fatto nei tempi, insomma, un po' di anni fa, nessuno mai l'ha messo in discussione, anzi lo stesso Presidente Zaia in più di qualche occasione nel passato ha detto che il limite dei mandati era giusto e doveroso, e quando il contesto ritorna per una discussione quasi personalistica, la gente non lo capisce. I problemi sono tantissimi. Io credo che continuare su questo dibattito sia anche nauseante, cioè chi ci ascolta, chi ci guarda e poi deve andare in cabina elettorale, non è che la grande astensione sia una cosa casuale, è perché poi alla fine la gente normale che alla mattina si alza e deve svolgere tutte le necessità, che è quelle di andare in fabbrica a lavorare, in ufficio a lavorare o aprire la serranda di un negozio o di un'azienda, osservano il dibattito e dicono ma basta, è stata messa una parola, è stata messa una regola, perché allora si poteva stare zitti e lasciare perdere sempre tutto questa discussione, rialimentare sempre questa discussione non fa parlare dei problemi reali. Io preferirei parlare di cosa non funziona e sarebbe da trovare soluzione anche in Veneto, perché chi si proporrà a governarlo nel contesto di un candidato presidente, una maggioranza, di questo dovrà andare a chiedere il voto. Cosa farà per le liste d'attesa, cosa farà per il sociale, cosa farà per le infrastrutture, per il lavoro, per la sicurezza. Di questo dobbiamo parlare. Alimentare continuamente il dibattito sul terzo mandato fa solo allontanare le persone normali che tutti i giorni fanno fatica. Sì, però vede Boron, il problema è che sui giornali noi non vediamo i problemi che abbiamo. Anche oggi, se lei guarda, ci sono queste cose. Allora, secondo me, anche Fratelli d'Italia, invece di rilanciare su questa cosa, come dice lei, come dice anche Claudio Borgia, che si è aperto un dialogo, si stava zitti e si lasciava stare le cose come erano. Perché vedete, e sentirete anche nei giornali, nei telegiornali, il tema sarà questo. Ma chi se ne frega dell'operaio che non ce la fa? Ma chi se ne frega dell'anziano che non riesce a trovare la RSA? Perché il problema sarà il terzo mandato. E sa perché Boron? Perché voglio dire soldi, tanti soldi. Ecco, io mi ricordo quel politico che mi ha detto: tu non hai idea cosa vuol dire essere presidente della regione. C'è una montagna di soldi che tu puoi maneggiare e se hai la maggioranza, chi se ne frega degli altri? Capisce Boron che le cose sul terzo mandato si devono sapere cosa c'è sotto. Basta Boron perché non ho più tempo. No, le Laura, dico solo questa. come ci saluti? Veloce. Allora io mi auguro che il progetto di legge o quel che è già passato sull'ergastolo, il disegno di legge, venga non solo approvato ma gridato a gran voce, in modo che anche i ragazzini dalla primaria in su riescano a capire che qualunque violenza si possa perpetrare è sbagliata e possano veramente avere una conseguenza terribile. E per quelli più grandi, in attesa che questi crescano bene, cosa vuoi dire? Castrazione chimica. Via la chiave. Grazie. E agli avvocati che si mettano una mano sulla coscienza a difendere questi delinquenti. Scusate. Grazie, veramente grazie, miei ospiti. Pubblicità. Presentare i graditi ospiti, abbiamo in linea Ivan da Belluno, perché sicuramente non è riuscito a prendere la linea. Vai Ivan. Ciao Mirella, ciao a tutti. Ciao. Ben trovati. Innanzitutto io ringrazio sempre Mirella, perché Mirella è una persona che conosco da tantissimi anni e che ha fatto tanto e sta facendo tanto, è straordinario. Quindi quando vedete la televisione guardate Mirella, sappiate che è una persona che non è al di là dello speaker o della conduttrice, ma è ben altro, molto ben altro, di molto più importante per le persone che hanno bisogno veramente, e soprattutto è una persona che fa poche chiacchiere, non fa politica, nel senso che non si mette lì a fare ma come facciamo, come faremo, tutte queste belle chiacchiere che poi alla fine chi
chi a mezzogiorno deve mangiare e non c'ha la pappa per mangiare, del come faremo e dove troveremo i soldi per dargli da mangiare a queste persone qui, non gliene frega niente, gli interessa un panino con dentro la mortadella. Che sviolinata, posso andare a casa anche fra poco, grazie Ivan, anche troppo, guarda veramente. Prego Ivan. Ecco, quindi questo è quanto. Niente, e in merito al discorso di prima, tanto per dare semplicemente un tocco al discorso, io penso che il Presidente della Regione, piuttosto che qualunque persona che possa fare della vita degli altri ciò che più o meno ritiene opportuno, perché alla fine poi questa è la realtà, l'abbiamo vista e la vediamo da anni, io penso che la decisione deve essere comunque sempre fatta dal pubblico e dai 50 e passa milioni di persone che siamo in Italia. Il problema è che ormai la gente non ci crede più, si vede questo scoramento, si vede il fatto che si va a votare sempre meno, si vede tutte queste cose. È colpa della politica? Ma forse anche no, forse anche sì, non si sa, non si capisce. Sono porte molto difficili da aprire, molto difficili da vedere cosa c'è dentro. Quindi noi possiamo nel nostro piccolo dare delle valutazioni, ma non riusciremo mai a entrare dentro in quei portoni importanti dove si può valutare delle cose così grandi per milioni e milioni di persone. Per cui io dico solo una cosa, poi ti lascio la linea perché hai da fare. Io dico semplicemente questo. Io credo che tutti quanti, tutti, di destra e sinistra, di sopra, di avanti, di indietro, di qualsiasi partito, non ha importanza. Ci mettessimo veramente, ma veramente una mano nel cuore e incominciassimo a ragionare con l'anima, con il cuore, con il bene, con l'amore verso gli altri, verso le persone che sono povere, verso le persone che non hanno come vivere, verso le persone che stanno male, verso le persone che non sanno cosa succederà domani mattina per loro, oltre che per gli altri, ma per loro soprattutto. Ecco, cerchiamo politici, tutti insieme, cerchiamo di fare questo, perché forse questo ridurrà il femminicidio, ridurrà tante cose, ma dobbiamo farlo, dobbiamo essere coesi, uniti nell'amore e nel bene verso chi è meno forte di noi, anche se noi siamo i più deboli, ma dopo di noi c'è sicuramente qualcuno che è ancora più debole di noi. Mirella, ti ringrazio. Grazie a te Iva, troppo buono, grazie anche per la telefonata e le riflessioni che hai fatto ad alta voce. Infatti è quello che dovrebbe fare la politica, non guardare il colore politico ma guardare il bene di tutto il territorio italiano, perché siamo veramente della brava gente con un territorio bellissimo ma massacrato dall'uomo politico, non di sicuro da noi. Ne parleremo di questo questa mattina con i miei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Mattia Gastaldi, sindaco di Campolongo Maggiore, centrodestra civica. Buongiorno Mirella. Grazie sindaco di essere qui. Buongiorno a tutti. Saluto anche Pierpaolo Sardu, vice direttore Specie Olimpici Emilia Romagna. Buongiorno anche a lei, grazie di essere qui, anche perché mi fa piacere averla ospite, perché devo darle un messaggio di una persona, di un atleta che ho avuto in trasmissione. E saluto anche Giuseppe Ungherese, responsabile inquinamento Greenpeace. Più di così penso di non aver messo assieme questa mattina tanti argomenti, tante cose, ma alla fine è solo una parola: bene comune, qualità della vita. Ecco, siamo tutti coinvolti in questo, non c'è divisione politica, c'è solo il bene della qualità della vita delle persone. Allora io inizierei proprio da Giuseppe Ungherese, responsabile inquinamento Greenpeace. Ungherese, cosa sta vedendo? Cosa sta succedendo? Ecco, attenzione qua, attenzione là, poi schiacciano un bottone, partono i missili e ciao all'inquinamento, chi se ne frega. E sono quelli che dovrebbero, sono i grandi della terra, che hanno la possibilità invece di usare la parola pace, dialogo, benessere, perché ce n'è per tutti. Il mondo potrebbe vivere benissimo, ma per tutti e con tutti. Abbiamo un unico cielo, io dico sempre, non è che abbiamo il cielo diviso, abbiamo un unico cielo. Prego Ungherese. Purtroppo sono tempi complicati perché la tutela dei beni comuni, il benessere collettivo, la tutela di diritti che sembravano, davamo per scontati, sembrano messi a repentaglio. Sempre in favore di alcune dinamiche di potere, interessi di pochi, gente che accumula ricchezza, insomma non è un momento facile per l'umanità.
Io diciamo da anni mi occupo di un caso che poi interessa sempre la vostra regione, che in qualche modo racchiude tutte queste cose, che è il caso dei PFAS, che colpisce una vasta area del Veneto, dove decine di migliaia di persone in modo del tutto inconsapevole e ignare del problema sono state esposte a questi pericolosi inquinanti per anni attraverso un bene che noi tutti abbiamo a disposizione, che è l'acqua di rubinetto, che pensiamo essere sicura, pulita, non contaminata, e invece poi ha generato tutta una serie di problemi. Oggi diciamo su questo caso sta intervenendo la giustizia, perché a Vicenza è in corso un grande processo ambientale che vede imputati vari manager dell'azienda chimica Miteni, ritenuti responsabili di aver originato questo inquinamento, e proprio alla fine di questo mese dovremmo arrivare a una sentenza che in qualche modo sarà storica, perché per la prima volta si trovano a dover rispondere di alcuni reati imputabili proprio a queste sostanze PFAS vertici aziendali. Quindi siamo tutti, con tutta la cittadinanza, le mamme no PFAS e tutti i comitati locali, attenti e monitoriamo questa situazione che ha per certi versi molte sovrapposizioni con quello che è stato il caso dell'amianto, non perché i PFAS generino gli stessi problemi di salute dell'amianto, ma proprio perché hanno una storia in qualche modo comune. Per tanto tempo si è detto che erano innocui, non facevano male, non generavano alcun tipo di problema, e oggi invece... Ungherese, sa, però io sono veramente stupita, indignata. Io proprio la scorsa settimana ho avuto il dottor Cordano, Medici per l'Ambiente, i quali hanno fatto un test, poi ne parlerò anche col sindaco Gastaldi, un test molto importante nei 18enni per vedere cosa succede specialmente a questi ragazzi con i FAS nel sangue, e i 200.000 euro che sono riusciti ad avere per iniziare questo test sono stati dati da raccolte di privati. La Regione non ha messo un centesimo. Ma non solo. Nel momento che loro hanno rilanciato per andare avanti con questo test, hanno detto anche questa volta non c'è arrivato un soldo per andare avanti con questo test. Poi io mi arrabbio ancora di più, vede Ungherese, perché poi ho letto i bilanci regionali sulle sponsorizzazioni e ho visto che hanno dato 250.000 euro a una dama. Per carità, con tutto il rispetto per una dama, però Ungherese capisce che io non è che devo stare zitta, perché sono cifre pubbliche, sono scritte nei giornali, io li leggo. Capisce che quando sento i medici dell'ambiente che dicono la Regione non ha dato un centesimo, l'hanno detto loro davanti qui alle telecamere, non abbiamo più i soldi per continuare questo test, e poi sentire i soldi pubblici, perché ricordatevi sono soldi pubblici, vengono dati in questa maniera. Ripeto, con tutto il rispetto che posso avere, ma è mai possibile questo? Allora lo chiedo al sindaco Gastaldi, Mattia Gastaldi, centrodestra, ma soprattutto sindaco, dove capisci i problemi della gente, delle realtà. Certo. Non sono i problemi delle feste, delle sagre, sono problemi quotidiani che hanno le famiglie, certo, che tutti i giorni bussano, penso anche alla sua porta, anche se sono paesi piccoli. Non so se lei è un banco alimentare, perché ormai tutti i sindaci hanno banchi alimentari, sì, o la Caritas che provvede, perché la povertà sta aumentando. Prego sindaco, cosa dice? Questi soldi anche che appunto i medici per l'ambiente non riescono ad avere, deve essere un obbligo darli. Sì, credo come tante cose siano scelte politiche, e il politico stesso deve in qualche maniera anche essere sensibilizzato al tema, perché molto spesso nella fretta del fare tante cose gli uffici, ma anche voglio dire i politici stessi magari approvano anche in buona fede contributi, vi dicendo, magari non conoscendo o conoscendo solo in parte magari problematiche importanti come quelle che abbiamo appena sentito. Quindi credo sia importante, e questo è un ruolo fondamentale, credo lo faccia Greenpeace come tante associazioni del territorio, comitati, che ci sia la sensibilizzazione verso la politica su questi temi. Si fa già tanto verso la prevenzione, però credo sia un male italiano, e lo sappiamo benissimo, quello di
partendo dalla salute, ma possiamo parlare anche delle emergenze climatiche, di quando succedono, no? Andiamo sempre a rattoppare quando la cosa è accaduta. Credo invece dovremmo abituarci a livello proprio culturale, politico, ma anche di cittadini, a ragionare più sulla prevenzione. Quindi benvengano questi studi e credo che come per tante cose la politica riesce a fare bene insieme ai cittadini e alle associazioni, anche in questo credo si possa fare molto di più. Per quanto riguarda Campolongo, sicuramente come tanti comuni abbiamo anche noi famiglie in difficoltà, abbiamo nuove fragilità, anche problematiche che fino a qualche anno fa erano nascoste o non esistevano proprio. Insomma, abbiamo visto anche a livello dopo il periodo del lockdown, del Covid, molte nuove fragilità, soprattutto sugli adolescenti, un forte isolamento. Quindi adesso con i servizi sociali, oltre a provvedere anche a cose concrete, perché come dicevi tu Mirella, il banco alimentare, noi abbiamo la fortuna di avere delle Caritas molto attive nel territorio, con i servizi sociali, con le associazioni che raccolgono molto concretamente fuori dai supermercati carrelli di spesa, che poi fanno i pacchi alimentari e le portano alle famiglie del territorio. Addirittura è l'associazione stessa che porta il pacco alla famiglia, perché la famiglia con grande dignità non viene a chiedere. Quindi diciamo si è creata una rete sociale molto bella, importante, tra comune, associazioni, parrocchie, dove voglio dire, gli stessi volontari sono antenne del territorio, sono antenne sociali del territorio e quindi capiscono queste nuove povertà o questi nuovi disagi e li fanno avere in qualche modo ai servizi sociali, perché ricordiamolo sempre che molto spesso chi ha reale necessità ha una grandissima dignità nel non chiedere mai, e quindi credo che attivare questa rete e questo ponte sia importantissimo. Insomma. Adesso vado invece da Pierpaolo Sardi, vice direttore Special Olympics Emilia Romagna. Sa perché l'ho inventata? Perché ho avuto un atleta autistico che fa atletica e davanti alle telecamere ha chiesto al sindaco di Padova di essere premiato, perché ha detto: io ce l'ho messa tutta, ho fatto di tutto e di più e voi non avete idea con quanto impegno e quanto sacrificio. Sindaco, mi premi. Capisce perché l'ho invitata? E poi ha detto: ma perché uno solo può partecipare alle Paralimpiadi come squadra? Prima che andiamo tutti hai voglia di andarci, perché non ci fanno partecipare di più in più persone? Io vorrei partecipare. Capisce, Sardo, che io dovevo dirglielo? Ecco, questo ragazzo che viene con la sua mamma, sempre vicina, che cerca di supportarlo, che chiede di essere una medaglietta, di essere premiato, perché per loro è una cosa importante, il riconoscimento di tanto lavoro, di tanto sacrificio e di tanto impegno. Ecco, la sensibilità, prima parlavo di medici per l'ambiente, adesso parlo dello sport, bisogna avere questa sensibilità. Io non devo essere fortunato ad avere quel coach, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, se sono bravo e se riesco ad arrivare, perché io arrivo anche con tante difficoltà. Prego Sardo. Glielo farò conoscere. Assolutamente, io la ringrazio intanto per l'invito, ma la ringrazio per darmi l'opportunità di partire proprio dal giuramento dell'atleta Special Olympics, che io possa vincere, ma se io non riuscissi possa tentare con tutte le mie forze. Special Olympics è un programma di allenamenti, competizioni atletiche per persone con e senza disabilità, infatti si va sempre di più verso lo sport unificato, persone con disabilità e senza disabilità giocano assieme, praticano lo stesso sport assieme e lo praticano a Treviso ad esempio. Oggi ci sarà la conferenza stampa di presentazione di un torneo internazionale che si svolge a Treviso, dove sono presenti 37 squadre che arrivano oltre che dall'Italia da 12 paesi del mondo, con team unificati, cioè ragazzi con e senza disabilità praticano lo stesso sport, fanno canestro assieme, vengono premiati tutti.
perché ognuno ha una medaglia d'oro, cioè poi c'è la competizione per cui ci sarà un primo, un secondo e un terzo, ma in Special Olympics tutti vengono premiati perché tutti hanno fatto un percorso. L'obiettivo di Special Olympics è migliorare l'autonomia delle persone con disabilità attraverso lo sport, quindi il fine ultimo non è il risultato sportivo, non è diventare Usain Bolt o Michael Jordan, ma è migliorarsi come persona assieme agli altri, per cui vengono messe in evidenza le abilità e non sottolineate le difficoltà. Nelle nostre manifestazioni il centro è l'atleta. Nei filmati che riprendono le nostre manifestazioni si vedono atleti, non si vede se uno ha un tipo di neurodivergenza o meno, si vedono atleti che praticano lo sport assieme. Special Olympics Italia, che oggi conta intorno ai 5.000 atleti e fa parte di un movimento mondiale fondato da Eunice Shriver Kennedy negli anni 60, che oggi conta quasi 6 milioni di atleti ed è diffuso in 200 paesi del mondo. Special Olympics Italia quest'anno, per la prima volta dalla sua fondazione di più di 40 anni, ha organizzato i Giochi mondiali invernali, dove ci sono stati atleti da 101 paesi del mondo. Credetemi, ho avuto la fortuna di partecipare nello staff alla danza sportiva, fra l'altro con il direttore regionale del Veneto, Elisabetta Pusiol, e alla danza sportiva a Bardonecchia con arabi, cinesi, mongoli, statunitensi, Senta, Sardo, vuole spiegare alle persone a casa, Sardo, italiani che hanno praticato lo sport assieme. Mi sto allargando, lo so. No, tranquillo Sardo, solo che volevo che lei spiegasse le differenze tra CONI e Special Olympics, perché a casa non riescono a capire, perché la trasparenza deve regnare sovrana. Allora, cos'è Special Olympics rispetto al CONI? Allora, intanto Special Olympics è un'associazione benemerita del CONI, quindi è all'interno del CONI, è riconosciuta appunto come associazione benemerita del CONI ed è riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Pensate che è l'unica organizzazione al mondo che può utilizzare il termine olimpico e organizza le sue manifestazioni con il format delle Olimpiadi, per cui in ogni manifestazione Special Olympics, chi ha avuto la fortuna di vedere i nostri Play the Games a Verona nello scorso fine settimana, avrà visto che c'è stata una cerimonia di inaugurazione che replica le Olimpiadi, quindi la sfilata dei team, l'accensione del tripode con la torcia portata da un tedoforo, un atleta Special Olympics da solo o con un partner e un evolversi delle gare per poi arrivare a una cerimonia di chiusura. Quindi dire cosa c'è di diverso probabilmente non è neanche una visione corretta, perché ripeto, noi ci sentiamo parte di tutti coloro che si cimentano nello sport e di tutti coloro che si applicano per rendere migliore la vita delle persone che hanno disabilità sia fisiche che intellettive. Special Olympics in particolare utilizza lo sport come mezzo per migliorare l'autonomia della persona. No, ma ha fatto bene a dirlo, Sardo, anche perché sennò non si capisce più niente. CIP, CONI, Special Olympics, capisce? Bisogna fare anche chiarezza, essere trasparenza, anche perché stiamo parlando di soldi poi alla fine ed è giusto capire. Allora io chiederei invece a Ungherese Greenpeace, questo Greenpeace che si sente, che ha a cuore questa qualità della vita in tutti i sensi, che coinvolge anche molti ragazzi
ragazzi, come mai i giovani li troviamo là? Perché si fidano, perché ci credono. Ecco, nelle altre associazioni non li troviamo perché sono in confusione, non sanno chi siamo, ecco, ci conoscono poco, la lezioncina in classe non basta più, bisogna renderli protagonisti. Ecco quello che fate voi li rendete protagonisti e li avete, la Croce Rossa li rende protagonisti e li ha, allora c'è qualcosa che non torna. Cosa dice Ungherese? Forse dovremmo capire che più di andare in classe dobbiamo portarli dove c'è la realtà che possono toccare con mano, e il Greenpeace fa questo, prego. Sì, è proprio questo, perché per anni abbiamo considerato l'unico contenitore dove far apprendere qualcosa alle giovani generazioni come le scuole, gli istituti scolastici, ma c'è tanto che fa l'associazionismo in generale fuori, e quindi si prende cura dei diritti. Prima abbiamo sentito anche tanti bellissimi esempi di inclusione anche nello sport, dove si può creare un percorso di crescita, toccare con mano i problemi, fare la propria parte e perché no, poi partire proprio dalle giovani generazioni per poter poi riuscire a inserire quei cambiamenti necessari per migliorare la nostra società, per migliorare il nostro ambiente, la nostra collettività, basandosi proprio sulle nuove generazioni. Greenpeace, diciamo, ha una florida rete di volontari, attivisti, sono quasi tutte persone molto giovani che sono sensibili ai temi ambientali, perché si rendono conto che il loro futuro, il loro benessere dipende anche da un ambiente di salute sano o un ambiente sano, e quindi le due cose sono estremamente collegate, e preoccupati per il loro futuro decidono di non restare a guardare, di non delegare, non lasciando in qualche modo che sia qualcun altro a pensarci, a doversene fare carico, ma farlo in prima persona. E quindi con noi spessissimo i nostri volontari partecipano. Noi torno di nuovo all'argomento sui PFAS, perché tempo fa abbiamo fatto un giro in tutta Italia facendo una mappatura di tutte le fontane pubbliche in Italia da nord a sud, oltre 200 comuni, capoluoghi di provincia, di regione, e i nostri volontari sono stati protagonisti perché hanno contribuito a realizzare questa mappa, la raccolta dei campioni. Cos'è uscito con questa mappa? Cosa vedete? Ungherese, scusi il secondo, ma devo correre. Allora, per il vostro territorio le cose sono già note, diciamo, per il territorio del Veneto, però abbiamo scoperto in qualche modo che queste sostanze PFAS le abbiamo trovate nell'80% dei campioni che abbiamo analizzato, con tante contaminazioni che riguardano altre regioni del nord, finora poco attenzionate, perché ci sono gravi casi in Piemonte, gravi casi in Lombardia, in Liguria, in Toscana, insomma in tutte le regioni che sono più industrializzate, e lungo tutta l'asta del Po. Pensate che il Po poi è un fiume fondamentale, perché va a toccare quella che è l'area agricola più grande d'Italia, la pianura padana, e quindi poi da tutti quei fiumi contaminati. Ma Ungherese, come fanno i medici per l'ambiente a non trovare i soldi per poter andare avanti con questo test che lei sta spiegando in questo momento, che bisogna stare con le antenne alte perché quello che riscontrate è veramente preoccupante? Come si fa a non riuscire anche a livello governativo a supportare questo studio molto importante? Prego. Questa è una grave pecca degli enti pubblici, perché io so dai medici dell'ambiente del Veneto con cui collaboriamo spessissimo, facciamo tante cose insieme, che fanno un'enorme fatica, perché loro mettono in atto questo studio per colmare quelle lacune di conoscenze di cui dovrebbero occuparsi gli enti pubblici. E quindi in alcuni casi alcuni comuni, piccoli comuni, hanno dato il proprio contributo, pensa al comune di Lonigo in provincia di Vicenza ad esempio, ma ce ne sono altri, ma gli enti più grandi tipo la regione latitano, e questo poi fa pensare male, perché uno dice: ma perché gli enti pubblici o la regione che sa
che c'è un problema notevole in alcune aree del Veneto, non dà un supporto per scoprire cosa sta succedendo, per dare delle informazioni utili, e perché no, perché tutti questi dati poi servono a mettere in atto dei correttivi, delle misure di prevenzione, di mitigazione soprattutto di un danno che già c'è. Questo dovrebbero spiegarlo gli enti pubblici, perché non lo fanno. Come pure io ho seguito un po' tutto il dibattimento del processo a Vicenza, ma quando uno dei referenti dell'Istituto Superiore di Sanità, audito come testimone, ha detto: io come Istituto Superiore di Sanità avevo già pronto tutto un protocollo per fare uno studio con la Regione Veneto, uno studio si chiama epidemiologico, cioè che doveva andare a individuare quali erano le cause di malattia in quell'area del Veneto contaminato dai PFAS. E questo medico, il dottor Comba, ha detto: io avevo tutti i documenti pronti da anni e non mi è mai arrivata la copia controfirmata dalla Regione Veneto. Questa è una cosa che è ferma lì da anni. È uno studio come quello, anche in fase processuale, avendo poi determinando quelle cause con gli effetti che si vedono sulla salute della popolazione, sarebbe stato fondamentale per definire appieno un quadro di responsabilità, di eventuali colpe, e questa purtroppo non si è mai verificato. Sentiamo la Regione Mattia dice per Gastaldi, problemi di sindaco, soldi, però come commenta queste parole di ungherese che sta portando dati, sta provando prove certe di quello che dice. Ecco, si chiama Sveglia Veneti questa trasmissione, lo ridico perché ecco, fa capire quanto dobbiamo svegliarci. Prego, sindaco. Sono segnalazioni molto importanti, insomma, e anche direi denunce vere e proprie, insomma, no? Quindi davvero un allarme che ci fa capire, come dicevo prima, che c'è bisogno molto di lavorare sulla sensibilizzazione al problema, alla prevenzione, perché vuol dire sicuramente la mancanza in questo caso sarà della Regione, ma se allarghiamo al panorama nazionale vediamo che le lacune sono un po' in tutto il nostro paese, no? Questo perché? Perché, ripeto, abbiamo una cultura che va sempre a correre dietro all'emergenza, emergenza che poi diventa da cosa provvisoria diventa poi fissa, invece al fatto di dover dire investiamo in prevenzione, investiamo in studi, investiamo. Vediamo per anche capirne, le foto intanto che ha mandato il sindaco Gastaldi sulle opere pubbliche che ha fatto. Mandiamo le foto, prego sindaco. Per capirne un po' di più. Qui cosa stiamo vedendo, sindaco? Questo è un rendering ed è l'asilo nido comunale che stiamo realizzando, ottenuto 30 posti, capacità di 30 posti, ottenuto appunto con un fondo PNRR di circa più una parte nostra di contributo di €1 milione, insomma, quindi è un'opera. E non a caso avete fatto un asilo perché mancano e sono fondamentali. Sono servizi essenziali per le nostre comunità. Questo invece è un nuovo polo scolastico che stiamo sempre realizzando a Liettoli, che è una frazione di Campolongo, e ospiterà sia una scuola dell'infanzia sia una scuola primaria per dare anche nuova vivacità alla frazione. Questa invece è un'opera già fatta, è una nuova palestra del polo scolastico che, come vedete, insomma, è stata curata particolarmente, anche un auditorium, e questo invece è un nuovo refettorio che abbiamo inaugurato qualche mese fa per l'infanzia. Questo invece è una chicca ed è l'Arco della Pace, un'opera, insomma, una scultura contemporanea che abbiamo appunto realizzato in una frazione a Santa Maria Assunta, una frazione del comune, e che è proprio un'opera d'arte contemporanea in ricordo di dei caduti della frazione, ma di tutti i caduti in guerra. Insomma, si chiama l'Arco della Pace perché abbiamo voluto dare anche una visione verso il futuro, soprattutto di questi tempi, quindi ricordare chi ci ha dato la democrazia, i valori importanti del quale ormai noi diamo per scontati, e guardare anche una visione futura, quindi la visione della pace, che ne abbiamo bisogno tantissimo, sia a livello globale ma anche nelle nostre giornate, direi, no? Ecco. Io osservo, sindaco Gastaldi, e lo dico anche al direttore sardo dei Special Olympics, ma anche a Giuseppe Ungherese, che noto nei sindaci, specialmente quelli più giovani, sia uomini che donne, perché a me non piace fare distinzione, ma dico persone, che hanno questa sensibilità di andare a toccare e vedere di risolvere il problema che hanno. Cosa manca? Manca l'asilo, facciamo l'asilo.
cerco di avere i soldi del PNRR, che tanti brontolano questa Europa che non c'è, ma i soldi sono venuti da là, li hanno ricevuti anche quelli che dicono che l'Europa non serve a niente, non c'è, se no non avevamo neanche gli occhi da piangere, il sindaco ciao asilo, la scuola, la palestra. Allora io direi chiedere, Sardu, quanto è importante avere questi sindaci che puntano anche al benessere di questi bambini, di questi ragazzi, che capiscono che oltre all'asilo ci vuole anche la palestra, la scuola. Prego Sardu. Tocca un tema che è fondamentale, perché è chiaro che se si vuole fare sport la prima cosa che occorre sono gli spazi, quindi gli spazi dove allenarsi diventano fondamentali. Personalmente io vivo a Granarolo e abbiamo un'amministrazione comunale che nei nostri confronti, una volta che ha conosciuto le nostre attività, ci ha dato il massimo del supporto, per cui noi usufruiamo della struttura del palazzetto dello sport per 2 volte a settimana e consentiamo ai nostri atleti di allenarsi durante l'inverno al coperto, e poi un comune vicino, Castenaso, ci propone invece una delle piste di atletica più belle dell'Emilia Romagna per poter far allenare i nostri atleti. Gli spazi e chiaramente la sensibilità degli amministratori a tutti i livelli, da livello locale a livello centrale, sono fondamentali per consentire di svolgere queste attività unificate, e se ne trae immediato beneficio, perché nella pista di atletica, se si stanno allenando i nostri atleti e nel frattempo si stanno allenando atleti che fanno competizioni a livello agonistico e che comunque si avvicinano sempre, e i nostri atleti si avvicinano a loro, e quindi diventa lì vera inclusione. Se invece si viene relegati in posti che magari vengono chiamati diplomaticamente dedicati, ma poi di fatto sono dei luoghi dove è meglio non vedere le difficoltà, allora cambia tutto. Quindi, invece noi adesso andiamo a vedere, corro perché sennò non ce la faccio, perché ha mandato dei video molto belli Sardo, che merita di essere mi fa molto piacere se li fa vedere, perché lì si vedono gli atleti, esatto, le andiamo a abilità vedere. Allora, invernali 2025, Torcia Olimpica Bologna 2025. And we say to the world, welcome to the most loving and joyful country on earth. Let me hear you, Turin. Are you ready to give your all and light up these games with your energy? Dichiaro ufficialmente aperti i Giochi Special Olympics Winter Games 2025. If you have a dream and you want to make it here, just try your best, and I'm certain you will eventually make it. Competing for my country is a huge honor, and I'm just glad to be here. Impossible is nothing. Whatever you put your heart to, whatever you put your mind to, you don't have to exclude anyone just because you think that they're different. Samuele hanno dato il cartellino con scritto From Samuele, atleta. Questo ha cambiato tantissimo la prospettiva. The most beautiful mountains in the world with the most beautiful athletes in the world. Watching everyone and they watching us, it's just been really fun, and it's really exciting to watch them as well. They have fun as well.
se io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Derrote da Fratelli d'Italia! Abbiamo in linea Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Bellissimo questo video, mi riempie il cuore vedere tutti sti ragazzi che, ecco, il sorriso che hanno, cioè è una roba grande, ti danno tanto, è inutile. Hai sempre detto Mirella, chi ha purtroppo delle patologie, questo, st'altro, quell'altro, a parte che hanno una forza che io veramente non so dove la trovano, perché la persona che non ha niente delle volte è pigra, vedo dei giovani con sto monopattino invece di camminare, invece di correre, cioè sono proprio pigri, e loro che non hanno la possibilità fisica delle volte, e questo è veramente un filmato. Complimenti al signore che adesso non mi viene il nome, Salve. Che è in collegamento, ecco, complimenti, perché quando si parla di sport, io sono una sportiva, anche se adesso sono anziana un po' meno, però so cosa vuol dire il fisico, la mente, ti porta a non pensare anche alle cose negative, perché quella mezz'ora, quell'ora che dedichi allo sport, che sia dolce, che sia agonistico, poi se è agonistico quando sei giovane è ancora più bello, perché c'è la squadra, ti dà quelle soddisfazioni, Mirella, e tanti che non hanno mai fatto niente proprio non capiscono il fisico, che salute, perché bisogna anche mettere in conto, al di là del movimento, che quando tu fai sport prima sei controllato, perché devi passare di che ho fatto anch'io, e devi fare percorso. Grazie Sandra, vado avanti, se no non ce la faccio, perché adesso andiamo a vedere anche le immagini che ha mandato Ungherese, Greenpeace. Vediamo le immagini 1 e le immagini 2, le commentiamo e cosa ne pensa, perché questi ragazzi che abbiamo visto sono all'aperto, devono respirare aria sana, aria pura, di questo si preoccupa Greenpeace, di farli vivere bene, respirare bene su un ambiente pulito, che è inutile fare tanto sport se poi respiri aria incredibilmente inquinata. Prego, cosa ne pensa Ungherese anche rispetto alle immagini che ha visto e a quello che ha detto anche Sandra? Prego. Sì, questa è un'azione di protesta nostra che fu fatta qualche tempo fa davanti alla sede della Miteni, la fabbrica che ha inquinato una vasta area del Veneto. E noi purtroppo abbiamo dimenticato una lezione, perché qualche anno fa noi abbiamo vissuto il Covid, che era stata un'esperienza molto provante. Abbiamo dimenticato il lockdown, abbiamo dimenticato tutte le restrizioni, però lì forse era convinzione comune che ci fossimo resi conto di quanto fosse importante per noi vivere in equilibrio con l'ambiente, vivere in equilibrio con la natura, vivere in equilibrio con un mondo sano, che ci dà tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma che poi alla fine così scontate non sono e che vanno protette e tutelate. Quindi la nostra azione va proprio in questa direzione, perché noi possiamo star bene se solo siamo in un pianeta, in un mondo che sta bene, e partire dalle generazioni più giovani. Cos'è che la preoccupa di più Ungherese in questo momento? Cosa sta vedendo? Quello che veramente vi preoccupa? Perché adesso arriveranno anche dei divieti, non si può protestare, bisogna stare attenti, bisogna richiedere le autorizzazioni. Cos'è che la preoccupa di più? È tutto questo clima che c'è, che va a ridurre gli spazi di democrazia, il diritto al dissenso, a dire la propria, a manifestare civilmente, pacificamente, sempre, ma senza oltrepassare determinati confini, è qualcosa che comunque è il sale della nostra democrazia, perché dà a chiunque la possibilità di esprimersi, di dire la propria, e questo purtroppo lo vediamo in tutto il mondo che succede questo, perché non solo in Italia, ma pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo a quello che sta succedendo in altre nazioni asiatiche, e questo purtroppo
Personalmente mi preoccupa tantissimo, perché un mondo meno libero è un mondo più difficile da vivere. Senta Ungherese, ma noi vediamo anche queste bandiere blu su tutte le spiagge, specialmente anche qua venete, e qualcuno mi ha chiesto proprio di chiederle, ma sono veramente bandiere blu autentiche o c'è qualcosa che forse qualcuno non ci dice, perché il turismo è fondamentale, il messaggio che deve andare sono acque sane, limpide, pulite. Cosa ci dice Ungherese? Io vi posso raccontare un po' della mia esperienza, perché il sistema delle bandiere blu, diciamo, viene fissato seguendo tutta una serie di parametri che in una lettura superficiale noi potremmo pensare che sia dovuto al fatto che c'è l'acqua pulita, c'è un mare pulito, ma in realtà non è solo quello, perché c'entrano i servizi turistici, c'è i lidi attrezzati, insomma sono tutta una serie di cose. E qualche anno fa mi capitò di leggere un'inchiesta fatta in Italia che anche in tanti posti con le bandiere blu in realtà poi d'estate avevano dei livelli di contaminazione delle acque molto alti. Ma questo perché? Perché, come succede a tante località di mare, la popolazione che vive in quei comuni d'estate cresce molto di più, quindi poi i depuratori vanno in sofferenza e magari si trovano degli inquinamenti dovuti proprio agli scarichi dei depuratori, quello che finisce nei nostri scarichi domestici. Ma questo perché? Perché i parametri che vengono raccolti per stabilire le bandiere blu vengono fatti in un altro periodo dell'anno e non quello a maggiore frequentazione estiva. Quindi non dico che il sistema delle bandiere blu sia completamente falso, però ci sono tutta una serie di elementi che andrebbero Ungherese, lei sta dicendo che la bandiera blu andrebbe fatta nel momento che ci sono tante persone e che il mare veramente ti risponde in base a quello che riceve. Capite perché gliel'ho chiesto? Sindaco, cosa dice? Perché ne ha sentito tanti spunti anche per lei, che è un giovane sindaco che tiene alla qualità della vita delle persone, dove lei è responsabile, che i sindaci sono responsabili della salute dei propri cittadini. E lei, come ho detto, come tanti sindaci giovani e sindache donne giovani, sta cercando di fare questo, ma non è facile perché avete bisogno di investire e per investire bisogna avere i soldi. Prego. Sì, nel nostro piccolo, come amministrazione comunale, cerchiamo ovviamente sempre, collaborando con le aziende del territorio, in questo caso il nostro territorio Veritas, un monitoraggio costante, insomma, soprattutto per quanto riguarda anche l'acqua, il discorso idrico, insomma, l'acqua che arriva nelle nostre case, come stiamo incentivando anche in qualche modo il minor consumo dei contenitori, delle bottiglie di plastica, quindi installando per quel che riusciamo, ma anche qua servirebbero finanziamenti specifici, l'installazione di fontane pubbliche di acqua microfiltrata. Lo abbiamo fatto ad esempio nelle nostre mense scolastiche, quindi non solo l'acqua del sindaco, pur controllata, abbiamo installato anche degli impianti di addolcimento, di depurazione, in maniera di garantire un ulteriore controllo verso i nostri bambini. Ecco. Tanti piccoli accorgimenti, proprio perché servirebbero più risorse, che però sicuramente vanno nella direzione giusta, insomma, della prevenzione e del controllo. Poi mi è piaciuto molto il video, insomma, del discorso della disabilità, dell'inclusione, anche dello sport, perché anche nel nostro territorio, nel nostro piccolo, su questo siamo molto ferrati, grazie anche all'Associazione del Territorio. Campolongo, ci tengo a dirlo, è stato tra i primi comuni veneti ad essere classificato comune attivo, ossia un comune che pensa al benessere dei cittadini attraverso non solo l'aspetto assistenziale e sanitario, ovviamente, ma sotto proprio tutto un aspetto anche di collegamento con le associazioni, il coinvolgimento degli anziani, la pratica dello sport, l'inclusione, proprio anche attraverso lo sport. Prima parlavamo di Covid, come amministrazione ci siamo inventati dopo il Covid l'iniziativa Risportiamo, che è un mese di iniziative gratuite che facciamo all'interno del nostro comune, coinvolgendo le associazioni locali, dove per un mese tutti i cittadini possono provare tutte le discipline sportive che vogliono gratuitamente e poi scegliere quale magari è più tra le loro corde. Questo è un esempio, però abbiamo visto che con questa iniziativa il coinvolgimento, che alla fine è a costo zero per l'amministrazione,
tra i 300 e 400 persone all'anno, dopo questa iniziativa, iniziano un corso sportivo che prima non avrebbero neanche pensato di fare. Poi anche l'aspetto dell'inclusione con lo sport è molto interessante. Da qualche anno abbiamo iniziato il basking, che è questo basket un po' particolare, dove possono giocare contemporaneamente sia atleti normodotati, sia ragazzi finalmente finalmente si scambia registro. Eleonora Monigo, poi continuiamo, vai Eleonora. Sì, buongiorno, grazie Mirella, io abito a Lonigo. A Lonigo, ok. E ho l'acqua molto sporca, dato che parlate di acqua. È da anni che qua continua così. Io ho l'addolcitore, ho il filtro, che ogni volta lo cambio, diventa subito marrone dall'acqua sporca che entra. Ho chiamato chi di dovere, non mi hanno mai risposto 2 volte. E perciò io prendo acqua in bottiglia a tutto spiano. Io solo se bollo qualcosa, forse mi fido, ma non mi fido più perché è anche cattiva di sapore. Grazie Eleonora, sentiamo il sindaco che finisce e poi come commenta questa telefonata. Invito la signora magari a insistere di più, sono certo insomma, che anche il collega di Lonigo, se questo problema persiste, potrebbe sicuramente interessarsi, credo anche poi da capire se il problema è della singola utenza, perché molto spesso anche qui abbiamo delle reti idrauliche che pur essendo all'avanguardia rispetto a tante altre regioni della nostra Italia, però a volte sono dei colabrodi, no? Quindi potrebbe essere... Scusa sindaco, ma qualcuno che ci ascolta, possibile non riescono a capire che forse oltre all'apparenza esterna, andare a vedere sotto cosa abbiamo bisogno di fare, perché sotto non va mai a vedere nessuno. Il problema delle infrastrutture e dei sottoservizi è credo una cosa strategica e che prima o poi dovremo affrontare in maniera seria. Sindaco, lei centrodestra, ma non sembra che anche al centrodestra stiano dando messaggi? Il ponte di Messina dove in Sicilia c'è, lei sta sospirando, ma io devo fargli la domanda naturalmente, stanno sospirando per la siccità, la Calabria lo stesso. Secondo lei qual è la cosa più importante da fare, come stiamo dicendo, nel territorio tutto, invece di fare delle cose che al momento potrebbero aspettare perché non è fondamentale fare almeno questo? Però io so anche che c'è un'acciaieria che dovrebbe crescere in Sicilia, è enorme, e perciò questo ponte servirebbe, perché bisogna che ve la raccontino tutto, ve ne raccontano sempre a pezzetti, ma in realtà c'è anche questo che non vi dicono. Sindaco. Ma sicuramente il ponte di Messina, come qualsiasi altra opera infrastrutturale, potrebbe essere interessante. Certo che, come dicevi tu Mirella, è importante che le risorse che mettiamo su questa opera non vengano tolte da altre parti. Sì. Le infrastrutture ad esempio. Abbiamo visto insomma, e adesso fortunatamente il governo in qualche maniera sta ragionando con l'ANCI anche su questo, che ci sono stati dei tagli per quanto riguarda ad esempio tutta la manutenzione della viabilità delle province. Adesso sembra insomma, che si stia lavorando perché questi tagli vengano eliminati, però ecco, ripeto, personalmente sono dell'idea di prima in qualche maniera continuare e migliorare la manutenzione delle opere che abbiamo sul territorio, perché sicuramente è giusto, e questo lo sottolineo, che un amministratore a qualsiasi livello abbia un sogno da portare avanti. È giusto, perché se nessuno sogna, mai nessuno poi farà. Sì, ma con i soldi pubblici anche no, I sogni con i soldi pubblici anche no, certo. Sindaco. Ovviamente questa visione deve essere utile, deve in qualche maniera, non dico autofinanziarsi, ma non deve sicuramente togliere soldi ad altri capitoli, questo no. Ungherese, cosa ne pensa lei del ponte di Messina? Sentiamo anche questa voce autorevole, ne avete parlato, ne parlate. Diciamo, quei sogni sì, ma bisogna vedere che sogni vuoi realizzare, specialmente se sono soldi pubblici. Prego. Ma noi la riteniamo insieme a tante altre organizzazioni un'opera di fatto inutile, perché va a intervenire in un territorio che è sismico, ma non lo dice Greenpeace, lo dicono gli scienziati, per cui un'opera di quel tipo ha dei rischi proprio in quel contesto lì. Abbiamo già espresso il nostro no con una coalizione di organizzazioni che da tempo si battono su questo.
e ci auguriamo che purtroppo questo tema ogni tanto viene fuori ciclicamente nella nostra storia. Proverei ad esempio a fare delle infrastrutture in Sicilia, una rete ferroviaria efficiente, perché poi è quello che manca in quelle aree lì e non serve. Ma lei nota la storia dell'acciaieria ungherese, questa mega acciaieria che dovrebbe crescere? Questa purtroppo non la conosco. Ecco, allora si informi, vede che riesce a sapere anche qualcosa, Sveglia Veneti, dalla Mirella. Ecco, provi a informarsi di questa acciaieria che c'è, non c'è, di questo ponte che è anni che paghiamo un ponte che non abbiamo, perché nessuno dice niente di queste cose ungheresi, invece la trasparenza dovrebbe regnare sovrana dalla politica, quello che non abbiamo. Allora, cosa ci vuole dire ungherese, perché ormai siamo in chiusura? Ecco, la cosa che le preme di più è il messaggio che vuole lanciare anche alla politica, visto che voi trattate temi veramente importanti e fondamentali e ce ne state mettendo tutte, specialmente con questi giovani che vogliono far sentire la voce. Prego. Ma io l'appello che faccio alla politica è che le questioni dell'ambiente, che poi sono collegate alla salute, non sono questioni che sono riconducibili a destra, sinistra, centro, chi che sia, sono questioni che dovrebbero interessare qualsiasi forza politica, indipendentemente dalla collocazione in Parlamento. Io mi aspetto, come stanno facendo in tanti altri paesi europei, che su certi temi che interessano la salute pubblica ci sia un consenso unanime, bipartisan, di tutti i partiti che dicono ok, questa cosa va fatta, punto, superiamo le nostre divisioni. Quindi il mio è un appello all'unità politica, perché di fronte a certi temi servono scelte forti, servono scelte coraggiose, che però mettono al primo posto le persone, la loro salute e il loro benessere. E su questo non sono materie di scontro politico, perché dovrebbe prevalere la tutela degli interessi comuni. Quindi questo è il mio appello. Grazie ungherese, grazie, è stato con noi, le inviteremo ancora, così ci darà notizie anche più recenti, quello che si farà, quello che verrà fatto da Greenpeace in futuro, soprattutto anche la storia delle bandiere da riprendere in considerazione, non sarebbe male. Noi ci crediamo, ma vorremmo che fosse fatto nel periodo estivo, questi prelevamenti e questa lista per avere la bandiera blu. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio, veloce, che sono in chiusura. Sì, velocissimo. Cerchino le istituzioni di non tradire la speranza che manifestano nell'entusiasmo della vita i giovani, che chiedano di fare molto di più per il loro avvenire. Grazie. Grazie a te Livio, bellissima questa telefonata. Adesso andiamo a vedere, poi salutiamo anche Sardu, Spezia Olympics Verona 2025, poi salutiamo anche Sardu. Andiamo a vedere. Durante questi 3 giorni di sport vivrete momenti indimenticabili. L'augurio che vogliamo farvi qui è di vivere appieno queste gare, di impegnarvi al massimo. E bravissime le nostre ragazze. E soprattutto di vivere ogni istante, di vivere ogni respiro, di vivere ogni volto che incontrerete. Le vostre testimonianze rappresenteranno un mattone fondamentale per realizzare questa meravigliosa rivoluzione verso la piena inclusione e il pieno rispetto di tutte le persone con disabilità intellettiva. A Verona siamo in tanti, una massa di persone colorate che hanno colorato la città, non solo sport ma vita, inclusione, stare insieme agli altri. Chiaro, ufficialmente aperti i Play Games di Verona 2025.
E sentiamo come ci saluta Pierpaolo Sardu, vice direttore Specie Olimpics Emilia Romagna. Prego Sardu. Ecco, intanto vi ringrazio ancora, vi saluto con un bel ponte di persone che da tutta Italia si incontrano, da persone che con un ponte ideale vengono a Treviso il 7 e l'8 giugno alla Ghirada Città dello Sport per questo tournament di basket, sperando sempre in un'inclusione maggiore. Play the Games, concluderemo a Parma, Collecchio, Bussetto e Salsomaggiore dal 27 al 29 giugno, 10 sport: atletica, bocce, equitazione, ginnastica ritmica, judo, karate, pallavolo, rugby, tennis e tennis tavolo. Li ho dovuti leggere perché 10 rischio di dimenticarli. Hai fatto bene. E quindi grazie, vi ringrazio grazie. ancora, è stato veramente un piacere. Grazie a Pierpaolo Sardu, ripeto, vice direttore Specie Olimpics Emilia Romagna. Finalmente riusciamo un po' alla volta a capire questa importante organizzazione, un'organizzazione americana, guardate, veramente incredibile, nota, però io ve la faccio conoscere. Sapete che ho invitato anche diversi rappresentanti di Specie Olimpics. Grazie veramente. Sindaco, veloce un saluto, come ci saluta? Con quale messaggio? Vi saluto, credo insomma abbiamo passato un'ora insieme, abbiamo trattato tematiche tutte molto interessanti, dall'ambiente, dall'inquinamento, dal rispetto della natura, dall'inclusione, dallo sport. Sono aspetti che un sindaco affronta in maniera fortunatamente positiva tutti i giorni. Mi è piaciuto una parola in particolare che hai detto tu, Mirella, il bene comune. Ecco, credo che il bene comune non sia solo il sindaco a doverlo fare, costruire anche concretamente, ma sia proprio un'unione tra amministrazione, associazioni e soprattutto cittadini, perché lo dico sempre quando qualche cittadino viene a ricevimento, ne vengono tanti, il sindaco non è un supereroe, il sindaco è solo un cittadino come voi che per un periodo si è messo a disposizione per rendere più bello, più vivo, più di qualità il nostro territorio. Però se riusciamo a farlo tutti insieme sicuramente avremo un risultato migliore. Quindi questo, e credo che anche gli ospiti che abbiamo avuto insomma insieme con me oggi abbiano dato questo messaggio, no? Quindi se sono le istituzioni, le associazioni, chi si occupa di ambiente, di disabilità, a mettersi insieme creiamo davvero delle comunità importanti, accoglienti, a costo zero, non sprecando energie, perché andando via ognuno per conto suo sprechiamo tante energie inutilmente, ma ricevendo e mettendo insieme il tutto, quindi credo sia una bella ricetta che abbiamo imparato oggi. Grazie a Mattia Gastaldi, grazie. Sindaco di Campolongo Maggiore, di essere stato con noi, grazie agli altri ospiti, pubblicità. Saluto il professor Michele Munafora, responsabile SINA ISPRA, parleremo di consumo di suolo. Grazie professore di essere con noi, è collegato con noi da Roma, e saluto anche Erika Borellini, caregiver. Grazie Erika di essere qui, parleremo anche di questo ruolo importante, se finalmente è riconosciuto, non è riconosciuto e l'importanza che ha. Però prima devo dare la linea a Roberto da Salzano, se no sta aspettando ancora dalla pubblicità. Vai Roberto! Pronto? Roberto? Non lo sento. Allora, professore, cosa ci racconta? Abbiamo parlato di bandiere blu che forse a detta di Greenpeace andrebbero fatte nel periodo estivo per capire veramente qual è l'inquinamento. Adesso con lei parleremo invece di questo consumo di suolo, specialmente qui al nord, specialmente qui in Veneto. Cosa ci dice, professore? Buongiorno, intanto grazie dell'invito. Le dico che il problema del consumo di suolo è un problema che è al momento sotto la lente a livello globale, a livello europeo, a livello nazionale e anche poi a livello regionale e locale. Perché? Perché il consumo di suolo che si ha quando si perde suolo naturale, suolo agricolo per la realizzazione di edifici, infrastrutture, altri elementi artificiali è un problema per la biodiversità, un problema per il funzionamento dell'ecosistema, è un problema per la fragilità dei nostri territori, ma è un problema anche per il nostro benessere, perché aumenta i fenomeni di dissesto, di pericolosità del territorio, aumenta le ondate di calore
attraverso il fenomeno delle isole di calore che nelle nostre città, nelle aree più costruite, sono sempre maggiori, fa perdere aree agricole, quindi mette in pericolo la nostra sovranità e la nostra sicurezza alimentare, quindi è un problema a tutto tondo, eppure non riusciamo a rallentarlo e a fermarlo come dovremmo, perché nell'ultimo anno noi abbiamo continuato a costruire più di 70 km quadrati di nuove superfici artificiali a livello nazionale. È un dato importante che dovrebbe arrivare a zero entro il 2030 secondo gli obiettivi nazionali, e invece evidentemente siamo molto lontani da questo. A livello nazionale noi abbiamo oltre il 7% di superfici direttamente sigillate, impermeabilizzate o coperte in qualche modo da materiali artificiali, cosa che in Veneto arriva a sfiorare il 12%. Per dare un'idea, a livello europeo siamo intorno al 4% o poco più. Quindi sono dati preoccupanti, e anche la crescita, come dicevo, a livello nazionale, questi oltre 70 km quadrati che equivalgono a più di 2 metri quadri al secondo. Ogni secondo che passa, che è passato nell'ultimo anno, è come se noi avessimo perso e cementificato 2 metri quadrati di suolo. Il Veneto a livello di crescita assoluta è quello poi che è cresciuto di più nell'ultimo anno, perché l'aumento è stato di 891 ettari tra tutte le regioni italiane, quello più elevato, seguito dalla Lombardia, 780 ettari. Poi se consideriamo il consumo di suolo netto, cioè al netto delle aree ripristinate, che vuol dire che ci sono anche delle aree che prima erano artificiali e che poi vengono invece in qualche modo rinaturalizzate. Si tratta prevalentemente di aree di cantiere o di aree comunque soggette a un consumo di suolo cosiddetto reversibile. In questo caso il Veneto riduce la sua quota a 609 ettari, quindi mentre la Lombardia la riduce molto meno, perché rimane sopra i 700 ettari. Quindi un dato comunque da questo punto di vista parzialmente compensato da questi ripristini, ma ancora questa compensazione non è sufficiente per arrivare all'obiettivo di arresto del consumo di suolo, che ricordo dovrebbe essere raggiunto a livello nazionale entro il 2030. Professor Munafò, però quello che mi preoccupa è sentire degli addetti ai lavori che dicono, ecco, anche se avessimo tutti gli appartamenti sfitti da dare in locazione non risolveremo il problema perché la richiesta è molto più alta, non ci sono appartamenti. Altri dicono non ci sono addirittura le RSA abbastanza rispetto alla richiesta di queste persone che attendono di entrare. Poi mancano ostelli, manca un po' tutto. E allora come facciamo? Cosa vuole dire? Dovremmo costruire dove l'urbanistica dà delle idee chiare ma che molti sindaci con i piani regolatori non tengono in considerazione? Cosa dovremmo fare? Che risposte in futuro dovremmo dare? Prego, professore. Io credo che qui bisogna prendere atto che la situazione del nostro territorio è diversa da quella che avevamo nei decenni scorsi. Oggi abbiamo un territorio altamente artificializzato e in buona parte queste aree costruite, parliamo sia di fabbricati, di edifici, ma anche spesso di infrastrutture o di semplicemente piazzali e altre superfici artificiali, molte di queste sono sottoutilizzate o addirittura dismesse e non utilizzate. Bene, la sfida attuale, sempre più attuale, è quella di intervenire su queste superfici, quindi riqualificando, rigenerando le nostre città, riutilizzando quel patrimonio abitativo e non è anche produttivo non utilizzato o sottoutilizzato. A livello nazionale noi abbiamo quasi il 30% di abitazioni non utilizzate e questi sono dati che insomma in qualche modo ci fanno riflettere su quanto si potrebbe fare, no, per intervenire sull'esistente senza nuovo consumo di suolo. Tra l'altro intervenire sull'esistente migliorerebbe anche la qualità delle nostre città, dei nostri paesaggi, migliorerebbe l'efficienza ad esempio energetica delle nostre abitazioni, migliorerebbe la qualità della vita nelle nostre città, ma permetterebbe di in qualche modo anche rendere i nostri territori, le nostre città più in grado anche di far fronte a questi cambiamenti climatici e al riscaldamento globale che nelle città poi, come dire, trova anche maggiori spazi, maggiori impatti, no? nei luoghi dove vivono
la gran parte di noi, la gran parte delle persone, lì dove si concentrano poi maggiori impatti dei cambiamenti climatici. Basti pensare, lo citavo prima, alle ondate di calore, e nelle nostre città l'assenza di aree verdi, di aree naturali, aumenta l'esposizione e l'impatto di queste ondate di calore, perché crescono le temperature nelle aree più costruite e con minor presenza di aree verdi. Oppure al contrario, pensiamo all'altra faccia della medaglia, gli eventi di pioggia più intensa, che sappiamo essere resi molto più frequenti e saranno probabilmente sempre più frequenti nei prossimi anni a causa ancora una volta dei cambiamenti climatici. Ebbene, nelle città dove le superfici impermeabilizzate, no? Perché dove c'è il cemento, l'asfalto, l'acqua non si infiltra nel suolo, ebbene queste superfici aggravano il problema delle piogge intense, degli eventi più meteorici più estremi, perché l'acqua non viene rallentata, non viene trattenuta e assorbita dal suolo, ma scorre in superficie e quindi aumenta di fatto i danni che questi eventi possono causare. E quindi nelle nostre città addirittura l'Unione Europea, con un regolamento dello scorso anno, il regolamento detto sul ripristino della natura, ci chiede addirittura di invertire la rotta, cioè di aumentare le superfici verdi nelle città, non aumentare le superfici artificiali, ma anzi aumentare tutti quegli spazi aperti, naturali. Più chiaro di così non poteva essere il professor Munafò. È ritornato Roberto da Salzano, vai Roberto. Volevo chiedere un'informazione al signore che ha parlato. Il figlio di un mio amico era interessato ad acquistare una casa nella mia zona di 150 anni a un prezzo molto favorevole. Quando è andato in comune e le hanno messo una barca di vincoli a questa casa, ha rinunciato ad acquistarla e a metterla a posto. Ma è possibile? Sono possibili queste cose? La ringrazio. Grazie Roberto. Una domanda molto importante che si pone al professor Munafò, perché io penso ad esempio a tutte quelle ville venete abbandonate, professore. Noi ne abbiamo una alle porte di Treviso che si chiama Villa Franchetti, dove potrebbe esserci all'interno il mondo, una villa bellissima che se la sta passando prima era la Cassamarca, poi la provincia, poi il comune, poi intanto è sempre chiusa, sempre là. Capisce che non ne andiamo avanti, come dice Roberto, se qualcuno non accetta e vedere quello che è veramente necessario. Prego professore, poi andiamo dall'altra ospite, prego. Sì, il punto toccato è estremamente importante. Il nostro è un paese che ha un patrimonio culturale importantissimo, a volte decisamente sottoutilizzato, comunque poco valorizzato, e ingabbiato in una serie di problematiche come quelle evidenziate dall'intervento precedente. Queste sono cose che vanno affrontate proprio per evitare quello che poi chiunque sia, chi vuole comprare un appartamento come un fabbricato come in questo caso, o fino al comune che deve intervenire o qualche altra amministrazione che deve intervenire per valorizzare e riqualificare un bene così importante, un bene storico, architettonico, culturale così importante, non si trovi nelle condizioni invece di preferire per ragioni economiche, per ragioni di vincoli o di procedure particolarmente complesse da affrontare, invece nuove costruzioni. Proprio questa è la chiave, cioè bisogna trovare il modo per cui, e i modi ci sono, perché queste aree in tutto il mondo ci sono protocolli, anche in Italia ci sono esperienze molto positive, ad esempio di utilizzo di protocolli di riqualificazione di edifici storici e culturali che si possono applicare con relativa semplicità, seguendo delle regole che però devono essere chiare, semplici e applicabili per tutti. Vede professor Munafò, il grande problema però che abbiamo è che questi beni che sono stati lasciati alle comunità per migliorare la qualità della vita anche delle comunità. Quanti lasciti? Poi vediamo invece sorgere hotel a 5 stelle, là i vincoli non ci sono mai, professore, quello che delle volte fa pensare. Ecco, il vincolo ce l'ha il cittadino che vuole acquistare questa villa anche a un prezzo, allora ci mettono tutti i paletti. Ma basta avere soldi, lo dico a
Roberto Salzano. Guarda Roberto che con i soldi qui in Italia riesci a fare tutto, basta pagare e vedrai che riesci a fare quello anche che non si potrebbe fare, questa è la verità. Allora andiamo a salutare Erika Borellini, cosa ci dice questa caregiver, un altro tema delicato, importante, com'è la situazione, si riesce a capire l'importanza di questa figura? Prego Erika. Salve, mi sentite tutti? Mi sentite? Sì, sì, prego Erika, parla pure. Grazie. C'era l'audio un attimo. Sì, diciamo che ormai sono un ex caregiver perché a gennaio è finita la mia attività di caregiving, però nonostante questo ho continuato a seguire il tema attivamente, continuo a lavorare per fare informazioni sia sulla popolazione che nell'ambito sanitario, perché il tema del caregiver se ne parla un po' di più ma non ancora troppo, nel senso che effettivamente si parla di cos'è un caregiver, ma lo ascoltano solo gli stretti interessati, cioè chi ha veramente un problema fondamentalmente, gli altri no. E non si insegna nelle scuole e non si insegna all'interno delle strutture sanitarie quanto può essere utile il caregiver come risorsa, ma anche come persona che però ha bisogno anche lei di una mano. Perché il problema a questo punto è che senza caregiver non ci sono persone che tengono a casa le persone, che le assistono in modo dignitoso, al meglio delle loro forze, e queste persone se no andrebbero dentro delle strutture con dei deterioramenti nel loro stile di vita e delle qualità di vita. E purtroppo però non ci sono risorse e non c'è una rete adeguata comunque per il supporto sia del paziente che del caregiver direttamente. Eppure i segnali, Erika Borellini, ci sono tutti, una popolazione che diventa sempre più anziana con diverse patologie, le famiglie che non ce la fanno veramente con gli stipendi o con le pensioni a tenere queste persone, le liste d'attesa per entrare nelle RSA molte volte che neppure con un adeguato veramente personale preparato. Ecco, ci sono tante cose. Perché secondo lei, Erika, lei è molto giovane, però sta cercando anche dare anche lei dei segnali, dobbiamo interessarci, dobbiamo iniziare a parlarne nelle scuole, perché il futuro è questo, una popolazione che diventa sempre più fragile. Prego Erika. Sì, allora io sono relativamente giovane nel senso che comunque ho fatto 12 anni di caregiving, quindi posso vantare una certa esperienza per così dire su questo punto di vista. Abbiamo una popolazione che sta diventando sempre più fragile non solo in base all'età, perché al giorno d'oggi prevalentemente le malattie si cronicizzano, non si curano. È vero, si curano certe patologie rispetto al passato, ma abbiamo tante patologie che diventano croniche e tante persone che devono assistere altre persone rinunciando spesso al lavoro. Ed è anche vero che spesso una parte di questa popolazione sono le donne che rinunciano al lavoro, alla carriera per stare accanto alle persone. Se ne dovrebbe parlare nelle scuole? Sì, fin da piccoli, ma penso che in realtà i giovani d'oggi sono molto più sensibilizzati rispetto alle persone più mature. Ma il tema vero qua è sensibilizzare proprio le strutture e trovare dei fondi per aiutare queste persone, perché semplicemente se uno non se lo può permettere è difficile gestire un malato a casa senza un sollevatore, senza un letto elettrico, e adesso poi con i prezzi sempre crescenti e le sanità che continuano a fare dei tagli, quindi ti arrivano sempre meno aiuti. Paradossalmente se tu hai un malato grave, un disabile grave e hai bisogno di un momento di sollievo, il momento di sollievo sono periodi in cui è concesso appoggiare la persona nella struttura per permettere al caregiver di lungo tempo di riposarsi un attimo, perché comunque è un'attività stressante sia a livello fisico che a livello mentale. In questo momento non c'hai spazio, sia economicamente che proprio lo Stato non ti aiuta in queste attività. E allo stesso tempo le RSA specializzate nella patologia del tuo caro, penso ad esempio alle persone che soffrono di Alzheimer in fase avanzata, non hanno delle strutture adeguate. Ci sono delle strutture generali, gli RSA, che accolgono un po' tutti i casi. Allora andiamo a sentire cosa dice il consigliere comunale Luisetto proprio sui caregiver. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Si scrive caregiver, si legge cura e sostegno dietro le mura di casa, dove troppo spesso le istituzioni non arrivano. Nella giornata internazionale della cura e del sostegno, la consigliera regionale Chiara Luisetto lancia una petizione per chiedere l'immediata calendarizzazione e l'approvazione del progetto di legge di sostegno ai caregiver familiari. Una legge per tutelare chi tutele non ha,
Un esercito silenzioso e votato al bene dei propri cari in difficoltà. C'è un esercito di persone, prima del Covid si stimava che in Italia fossero 3 milioni, dopo il Covid sono certamente aumentate. C'è un esercito di persone che nel silenzio delle loro case si prendono cura di una persona cara, con disabilità, con non autosufficienza, con difficoltà. Queste persone non hanno tutele, non sono viste, non sono riconosciute. Questo progetto di legge mira proprio a valorizzarle e riconoscerle. Nel caso si ammalino o abbiano bisogno di respiro, trovare loro degli interventi di sollievo programmati o in emergenza. È un esercito davvero silenzioso che però ha bisogno di sostegni e ha bisogno di essere visto e rispettato. Ci sono regioni che su questo argomento lavorano già da anni ed è proprio il governo veneto oggetto dell'appello e della bacchettata dell'esponente Dem. Già 12 regioni più la provincia autonoma di Trento hanno legiferato, hanno una legge che protegge i caregiver familiari, li sostiene, dà loro una mano. Credo che sia tempo anche per noi, anche in Veneto, di iniziare a vedere che bisogna dare sostegni a chi a casa con i propri cari gratuitamente, responsabilmente, in maniera volontaria c'è e si prende cura di chi non riesce a prendersi cura di sé. Si sentono abbandonati dalle istituzioni, un caregiver su 2 ha dovuto lasciare la scuola o il lavoro per seguire il familiare non autosufficiente, la mamma, il papà, il nonno, la nonna sentono che è peggiorata la loro salute fisica e mentale. È la fotografia scattata dalla ricerca condotta dalla Fondazione Corazzin per FNPC ISL Veneto su 1687 lavoratori e 476 pensionati che si occupano per almeno 40 ore a settimana di un familiare non autosufficiente e che chiedono di non essere più invisibili. L'ultima domanda era una domanda aperta, quindi ci permetteva proprio di fare in modo che le persone ci portassero le loro necessità e su questo c'è stato un interessante allineamento tra le risposte dei lavoratori e dei pensionati, dove alla fine le richieste erano sicuramente quella che più ci ha colpito è stato l'ascolto, ascoltateci, e dall'altra parte riconosceteci. Un popolo silenzioso di donne e uomini che si occupano degli oltre 328.000 over 65 non autosufficienti che vivono nella nostra regione, quello dei caregiver, una figura che diventerà ancora più importante se si guardano alle proiezioni future. Se oggi i grandi anziani sono il 7,9% della popolazione del Veneto, nel 2042 arriveranno al 10%. Per questo la CISL ha realizzato una proposta di legge indirizzata alla regione. Dobbiamo portare la loro voce, dobbiamo trasformarli da invisibili a visibili e per questo c'è bisogno di una legge sia nazionale che regionale che li istituzionalizzi, che li definisca come figure che hanno comunque un ruolo ma anche dei diritti e delle tutele. Questo ci permetterà anche di poter riconoscere ai caregiver dei diritti fondamentali che spesso e volentieri vengono violati. Questo in tutti gli ambiti, sia nell'ambito sociale ma anche nell'ambito lavorativo, perché spesso e volentieri il caregiver nell'ambito lavorativo in particolare viene molto spesso penalizzato. Spesso e volentieri si tratta di donne che molto spesso accettano di fare part-time pur di riuscire a conciliare la cura con il lavoro e nel peggiore dei casi invece abbandonano proprio il posto di lavoro. Allora, Erika Borellini, convegni, proposte di legge, tante cose, ma alla fine bisogna agire. La stanza dei bottoni deve agire, deve legiferare, perché sennò non si va avanti. Prego Erika. No, infatti appunto questo servizio rispecchia pienamente quello che avevo detto io poco prima. L'unica cosa che ci tengo a sottolineare è che col cronicizzarsi delle malattie in realtà ci sono tanti giovani e tanti anche di media età che hanno delle disabilità, quindi non si è più caregiver solo dei grandi anziani in questo momento. E sì, io sono stata caregiver per 12 anni fino all'inizio di quest'anno, si è parlato tanto di proposte di leggi, della famosa stanza dei bottoni, ma in realtà io sono 12 anni che ne sento parlare, se continuano così probabilmente mio figlio ne sentirà ancora parlare quando un giorno avrò un figlio. Perché va bene proporre tante proposte di leggi, ma non siamo neanche più tanto silenziosi noi caregiver, perché al giorno d'oggi sempre di più raccontano attraverso l'uso dei social in modo produttivo le loro esperienze di vita e con tanto coraggio, perché mostrarsi all'esterno per quello che si è con le proprie fragilità non è affatto facile. Però a questo punto non basta neanche più portare le nostre esperienze, perché a quanto pare
le proposte di legge non vanno avanti, ci si ferma sempre lì e non si hanno misure di supporto sia economico che dal punto di vista proprio fisico e materiale in termini di aiuti in casa. Più chiara di così penso non poteva essere Erika Borellini, che ha un'esperienza importante alle spalle, ma i risultati ancora non si vedono. Ecco, si sente convegni, parlare, ma di parole ne abbiamo veramente fin sopra i capelli, agire invece non si vede la parola e si sente la parola agire. Allora andiamo a vedere questa difesa del suolo, questo dissesto, andiamo a Belluno. Difesa del suolo e dissesto idrogeologico, temi delicati in provincia di Belluno, dove le frane, a volte con rischi anche seri per gli abitati, sono praticamente all'ordine del giorno. La provincia, che nel 2024 è stata interpellata più di 50 volte, ha voluto fare il bilancio su quanto fatto, delineando anche il futuro. Non è semplice, siamo sempre in meno, risorse sono quelle che sono, però siamo riusciti a spenderle, dico bene, e siamo riusciti comunque a programmare anche gli interventi per il prossimo anno. L'annualità 2024 parla di oltre 6 milioni spesi in opere pubbliche e circa 1.200.000 spesi per interventi assolutamente urgenti. Denaro frutto dei canoni idrici e in parte arrivati da fondi del Ministero della Protezione Civile. Poi c'è da programmare il 2025, ma le idee sono ben chiare. Dobbiamo fare delle opere che sono in programmazione più tutte le opere che sono in piedi e che sono state già programmate gli anni scorsi e che sono in partenza per quest'anno, che valgono circa 6-7 milioni di euro. Tanti gli interventi effettuati, ma tanto resta ancora da fare. Intervento importante, parliamo di Cancia a Borca di Cadore, che stiamo ultimando l'intervento che vale 1,4 milioni. Dobbiamo partire con il secondo stralcio di Villaga a Feltre, dobbiamo fare una programmazione per il 2025 che è un intervento a Alleghi di 600.000 euro, quindi a Caprile, quindi stiamo lavorando un po' in tutta la provincia e ci teniamo perché anche le parti più periferiche abbiano la giusta attenzione, perché noi dobbiamo favorire il ripopolamento della montagna e chi vive in montagna deve vivere serenamente e in maniera tranquilla. Qui siamo nel triangolo dei supermercati, nel triangolo dei cantieri, abbiamo un supermercato già fatto qui, poi qua davanti l'11 febbraio hanno iniziato a distruggere un campo da 5.000 metri quadri di prato per fare un altro supermercato, alle nostre spalle abbiamo una lottizzazione di 32.000 metri quadri dove sorgerà un altro supermercato. Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana hanno scelto questo punto preciso della città per il flash mob contro il consumo di suolo a Treviso e nel resto della regione. Queste aree, ha detto Andrea Zanoni, dovevano essere mantenute come verde pubblico e non cementificate. A Treviso siamo già con una media di numero di supermercati che è doppia rispetto alla media nazionale. Basta supermercati, basta cemento. Regione Veneto, che è la seconda in Italia per suolo cementificato ed è la prima in Italia per consumo di suolo annuo, e la Regione Veneto, invece che andare verso lo stop al consumo di suolo, continua a fare leggi come quella del 2017, come la proposta di legge che adesso hanno in cantiere, la 244, che continuano a permettere, tra deroghe, altre scorciatoie e zone franche, continuano a permettere un ulteriore consumo di suolo nei vari comuni e nel nostro territorio. Cruciale in questa battaglia è il tema dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici creano questi eventi estremi come le bombe d'acqua e quindi le bombe d'acqua hanno bisogno di trovare più terreni liberi perché l'acqua venga assorbita, non meno. Stiamo facendo il contrario di quello che deve essere fatto. Sul consumo di suolo serve una riforma nazionale e regionale, rincara Masolo, capogruppo di Europa Verde, intenzionata a dare battaglia in Consiglio regionale contro il progetto di legge 244 che potrebbe approdare in aula prima della fine della legislatura. Attraverso l'utilizzo del jolly, cioè il fatto di non contingentare i tempi di discussione, per cui questo lo chiederemo anche insieme in collaborazione con le altre forze di minoranza, ma nello stesso tempo daremo battaglia creando un gruppo di lavoro che lavori sui contenuti e sul numero di emendamenti che presenteremo. Allora, professor Monafò, come commenta questi due video che abbiamo visto? Sono immagini importanti, ecco, qualcosa si dovrà pur muovere. Prego, professore. Guardi, ho sentito un po' molto bassa la domanda. Cosa ne pensa di questi video che ha visto? Ecco, come li commenta?
Ok, sì, benissimo, grazie. Dunque, sì, il video toccava alcuni punti molto importanti. Sicuramente il tema della pericolosità dei nostri territori, che sia una pericolosità da frana o una pericolosità idraulica, quindi da alluvioni, da allagamento, sono temi centrali. Noi abbiamo nel corso dei decenni, non oggi, costruito i nostri insediamenti spesso in aree a pericolosità idraulica, pericolosità da frana, e quindi in questo modo noi poi purtroppo piangiamo, come dire, ripetutamente nel corso degli anni, le cronache ce lo ricordano sempre, drammatiche situazioni di danni, di vittime, anche in alcuni casi purtroppo a causa di questi eventi che toccano gli abitati, le nostre aree di insediamento. E quello che c'è da fare è assolutamente, in prima battuta, fermare qualsiasi consumo di suolo all'interno delle aree a pericolosità, e quindi da questo punto di vista purtroppo a livello nazionale siamo ancora molto lontani dal raggiungimento di questo obiettivo. Basti pensare che nell'ultimo anno in Italia più di 16 km quadrati di nuove aree artificiali sono state costruite in area a pericolosità idraulica, 5 km quadrati in area a pericolosità da frana. Ora, quindi questi sono dati che, come dire, dimostrano che purtroppo il problema che si è andato a costituire, a creare, anche e soprattutto a causa di un processo di governo del territorio che nel corso dei decenni non è sempre stato così efficace, però ancora oggi deve essere affrontato con forza. In Regione Veneto i dati mostrano che nelle aree a pericolosità da frana ci sono state delle variazioni minime, quindi questo è positivo sicuramente. Ci sono stati più di 50 ettari di nuove costruzioni, di nuove coperture artificiali all'interno di aree invece a pericolosità idraulica media. È un dato quindi lontano dall'azzeramento, anche se è più basso ad esempio di regioni come l'Emilia Romagna, dove i valori sono 10 volte maggiori, o la stessa Toscana, che ha valori di 3 volte superiori. Quindi, come dire, c'è molto da fare. Sicuramente bisogna evitare nuove impermeabilizzazioni di aree naturali, soprattutto nelle aree di insediamento, e mi sembra che in qualche intervento registrato nel video, nel servizio precedente, lo evidenziasse, lo evidenziavo anche io nel mio intervento precedente. Quindi aumentare la capacità del territorio di trattenere l'acqua e non aumentare invece l'impermeabilizzazione di queste superfici. Così non facciamo che aggravare una situazione già di per sé molto critica a causa delle trasformazioni del territorio nel corso degli anni, a causa della fragilità del nostro territorio. Il nostro territorio nazionale è un territorio, sappiamo, soggetto a tantissimi problemi dal punto di vista della pericolosità, e a causa dell'aggravamento di tutte queste situazioni per via dei cambiamenti climatici. Professore, non è che ci siano anche troppi problemi, nel senso si occupa il comune, si occupa la provincia, si occupa la regione, alla fine ognuno può fare quello che vuole, quando si governa si decide, sia amministratori locali che provinciali che regionali, questa è la verità. Però i nostri amministratori hanno in mano tante possibilità di intervento, quindi ricordiamoci che poi gli strumenti urbanistici, che sono quegli strumenti, quei piani che permettono e che danno, come dire, fanno il disegno di fatto, il progetto del nostro territorio, di come il nostro territorio potrà e dovrà adattarsi a queste situazioni, ebbene devono essere e possono essere rivisti anche alla luce di queste mutate situazioni, ad esempio legate ai cambiamenti climatici. Non scordiamoci che anche la recente riforma costituzionale ci ricorda proprio questo, che la nostra azione... Devo interrompere, ma devo chiudere assolutamente. Ringrazio il professor Michele Munafò, responsabile SINE ISPRA, collegato con noi da Roma. Grazie professore, grazie a voi, alla caregiver Erika Borellini di essere stata con noi. Dobbiamo agire, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Rieccoci con voi carissimi telespettatori. Oggi abbiamo il piacere di proporvi le omelette ripiene, un piatto semplice, povero come costi e gustoso per quel che riguarda la nostra pancia.
Piatto semplicissimo che viene preparato con mediamente 2 o 3 uova a persona. Noi in questo caso ne useremo 2, uova che verranno leggermente salate, pepate. Se volete un'omelette colorata ci mettiamo anche un pochino di prezzemolo tritato nel composto e verranno sbattute con una forchetta oppure con un cucchiaio, ma non troppo, perché il composto deve restare elastico, quindi le sbattiamo con una certa delicatezza in modo da non creare quella che chiamiamo schiumetta, schiuma, perché ripeto il composto deve restare elastico, questo per permetterci di girare l'omelette in maniera un po' più facile e senza romperla. Noi per questa omelette abbiamo preparato 2 composti, un ripieno di zucca che è stata aromatizzata con un po' di salvia e un ripieno fatto con dei funghi misti di bosco legati con un po' di ricotta. Allora, abbiamo messo a scaldare la nostra pentolina antiaderente, pentolina che deve essere ben calda. In alternativa usiamo anche delle padelle in ferro, però le padelle in ferro solitamente si usano nei ristoranti, mentre per fare un'omeletta a casa vostra vi viene più facile trovare una padellina antiaderente così. Il burro lo facciamo scaldare molto, fino quasi al punto di fumo. Dopodiché, quando il burro sarà ben caldo, andremo a versare l'uovo tenendo pronta immediatamente la farcia da mettere al centro del piatto. Come potrete vedere, l'uovo non si attacca ai bordi della padella proprio per l'effetto del burro molto caldo. Vedete? Lo muoviamo leggermente, aiutiamo l'uovo ad addensarsi sulle pareti della padella e quando l'uovo è quasi asciutto uniamo al centro il nostro composto, una bella cucchiaiatina al centro e con l'aiuto di una spatola o di un mestolo andiamo a piegare a metà la nostra omelette. Vedete che c'è ancora dell'uovo crudo che ci servirà, muovendo leggermente la padella e rimettendola sul fuoco, a saldare l'omelette. La rimettiamo sul fuoco e la lasciamo un minutino a riprendere cottura e a saldare i bordi dell'omelette, dopodiché andremo a girarla al volo. Bene, siamo pronti per far saltare l'omelette. E voilà! Ce l'abbiamo fatta anche stavolta! Un minutino ancora da questa parte, dopodiché possiamo andare a servirla. Spegniamo pure il fuoco, poggiamo la nostra omelette in un vassoietto, la decoriamo con una fogliolina di radicchio rosso ed una spruzzatina di prezzemolo anche in superficie ed andiamo a gustarcela.